Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È giovedì 7 maggio. Come al solito partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, che si apre con l'intervista di Marco Galluzzo alla ministra delle riforme e dei rapporti col Parlamento, Maria Elena Boschi. La prossima riforma del governo, il conflitto di interessi, dice la ministra Boschi. Se alcuni dei nostri ex leader o ex premier avessero messo la stessa tenacia che hanno messo negli ultimi tempi sui dettagli della nuova legge elettorale per abolire il porcellum o per avere finalmente una legge sul conflitto di interessi, ci saremmo risparmiati molte fatiche. Non è mai troppo tardi, vorrà dire che il conflitto di interessi lo porteremo in aula nelle prossime settimane. Sul nuovo Senato la ministra Boschi dichiara: siamo pronti a un confronto vero su varie ipotesi. Civati lascia e dice: non sarò il solo, al Senato c'è chi mi seguirà. E poi la questione dei vitalizi per i parlamentari condannati. Le Camere sembrano intenzionate a decidere il taglio dei vitalizi per i parlamentari condannati. 2 riunioni parallele degli uffici di presidenza, oggi Camera e Senato, dovrebbero dire sì alla proposta Grasso-Boldrini. A centropagina il caos delle pensioni, caos dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni. Il ministro dell'Economia Padoan dice: pensiamo a misure che minimizzino l'impatto sui conti pubblici nel pieno rispetto della Corte. In serata, da fonti vicine alla Corte Costituzionale, che ha bocciato il blocco dell'adeguamento delle pensioni da parte del governo Monti, arriva il chiarimento: la sentenza, dice la Corte, è immediatamente applicativa e tecnicamente non servirà un ricorso per ottenere i rimborsi. A riaccendere il caso il sottosegretario all'economia di Scelta Civica, il partito ex di Monti, Zanetti. Il governo, ha detto Zanetti, è al lavoro, ma è impensabile rimborsare chi ha pensioni fino a 6-8 volte la minima. La foto di prima pagina del Corriere della Sera è quella della 23enne afghana che realizza il suo sogno, la prima Top Gun, pilota. Ho ricevuto minacce ma non cedo. Nel 2001, dopo la caduta dei talebani, notò sul giornale un annuncio dell'aviazione afghana, cercavano reclute donne, papà e mamma approvarono. Oggi Nilufar Rahmani, 23 anni, è la prima Top Gun dell'Afghanistan. A chiudere la prima pagina, in tilt l'accoglienza dei migranti, ferme 40.000 richieste di asilo, i profughi restano in Italia, i centri sono al collasso. Il Ministero dell'Interno ha trasmesso al Parlamento la fotografia di una situazione drammatica che riguarda i migranti. Sono circa 40.000 le richieste di asilo presentate all'Italia che devono essere ancora esaminate. In attesa delle risposte, il sistema di accoglienza rischia di andare in tilt. Le persone alloggiate nei centri e nelle strutture temporanee sono ormai quasi 75.000, alle quali si aggiungono 12.000 minori. Questi temi di prima pagina del Corriere, 2 commenti, quello di Angelo Panebianco sulle riforme di Renzi, un governo che si rafforza ma dov'è l'opposizione? E l'articolo di fondo del neodirettore Luciano Fontana, una foto e i valori di un paese, il Corriere e i suoi lettori. La foto è quella dei cittadini che a Milano si sono messi a pulire dopo le devastazioni, 3 milioni di euro il danni, i primi conti del 1° maggio. Entrambi i commenti li leggiamo più tardi. Intanto in Lombardia parte il referendum lanciato dal presidente della regione Maroni su Twitter: la rosa camuna o la croce rossa in campo bianco? Ai social l'ardua sentenza. Maroni consulta i simpatizzanti via Twitter per sciogliere il dilemma del logo dell'immagine della regione. Rosa camuna o croce di San Giorgio? Confermare l'attuale simbolo di Regione Lombardia o adottare lo stemma con la croce rossa in campo bianco? Il dilemma agita la maggioranza di centrodestra da mesi nella Commissione Affari Istituzionali del Pirellone, alla ricerca del logo giusto, scrive il Corriere nella prima pagina di cronaca milanese, che si occupa anche dei contratti all'Expo, contratti brevi di 6 mesi o a 7 euro all'ora, la babele dei contratti di lavoro, ogni padiglione a regole e tariffe diverse, l'allarme
dei sindacati, scrive il Corriere della Sera. E sempre dal Corriere della Sera in cronaca lombarda, una curiosità: il vecchio barcone Nibbio torna a scorrere sul Naviglio. Dal 79 i barconi di trasporto hanno terminato la loro attività, sono chiatte sprovviste di motore. Uno di questi barconi, uno dei due rimasti, torna a vivere, per così dire, sul Naviglio milanese. Mentre a Cremona, dal Torrazzo al Duomo, cadono a pezzi i simboli della città. Urgono interventi, la curia non ha fondi, il comune tantomeno, ridotto il suono delle campane. E lasciamo la cronaca lombarda con Repubblica, che si occupa invece di una vicenda curiosa. Lascia al comune immobili e titoli in eredità per 5.600.000 euro. Aiutate i poveri. Un avvocato senza eredi era annegato un anno fa. Il mio patrimonio vada in beneficenza e ai bisognosi. Il motivo? Questa città mi ha dato tutto. Al suo mai dimenticato amore di gioventù 50.000 euro. La donazione record, 5.600.000 euro al Comune di Milano, è quella dell'avvocato Rinaldo Spataro, morto all'improvviso l'anno scorso. Mentre sinistra e centri sociali, dopo i basta a parole, ricominciano i regali. Scrive invece Il Giornale: il Leoncavallo è intoccabile, il Consiglio di zona boccia le proposte dei residenti, volevano solo introdurre limiti e misure a difesa del quartiere. Nella mozione controlli alla sosta, sorveglianza, insonorizzazione. Una sinistra di lotta e di governo da un lato devasta la città, parla di spallata distruttiva e si fa beffe dei milanesi che scendono in strada per ripulire, capitanati dal sindaco, dall'altro boccia una mozione nata dai cittadini, paradossi della gauche in salsa meneghina, scrive Il Giornale. E intanto un'altra sede del comune va ad associazioni amiche, uno spazio a Lega Ambiente e Arci, tra case del verde e mezzi per lo street food. Poi la giunta contesta le pressioni sui bandi. Mozzarella di bufala, fragole fresche, fritti napoletani, focacce con prodotti DOP. Per 8 mesi 50 mezzi a impatto zero saranno autorizzati per lo street food anche in centro. Parte come test. Gli ambulanti con il presidente di APECA avevano sollevato polemiche sulle deroghe messe a bando dal comune. Lo street food farà concorrenza agli esercizi del centro, non pagheranno neanche la COSAP. L'assessore al commercio D'Alfonso ha ritirato al sindaco un esposto in procura. Ieri in commissione ha denunciato le pressioni a cui vengono sottoposti i funzionari e i dirigenti. Non si capisce un granché da quel che scrive Il Giornale, se non che un'altra associazione è stata beneficiata di uno spazio, però all'interno del Parco del Sempione. In tribunale invece la beffa dei controlli a campione, dopo la strage di Giardiello. Le disposizioni della Corte d'Appello: impossibile fare le verifiche su tutti quelli che entrano al Tribunale di Milano, i tornelli li metteremo quando ci saranno i fondi a disposizione. Per il momento si fanno verifiche a campione e qualcuno riesce a entrare senza essere verificato. Poi c'è la questione del traffico in tilt, 0 parcheggi, la rivolta dei vicini di Expo, gli effetti collaterali dell'Expo, deviazioni e code chilometriche, se ne occupa Libero. L'inferno dei residenti da Rho a Baranzate. Repubblica apre la sua prima pagina sulle pensioni e la Corte Costituzionale che incalza il governo. I rimborsi sono per tutti, dice la Corte, non servono ricorsi anche se il governo può intervenire, ammette la Consulta. Il Ministero del Tesoro indica la strada del rimborso parziale per la questione della sentenza della Consulta che ha giudicato illegittimo il blocco delle indicizzazioni sulle pensioni con oltre 1.443 euro lordi messo in atto da Mario Monti per il biennio 2012-2013. Secondo questa analisi non sarà obbligatorio e automatico per l'INPS rimborsare tutte le pensioni, ma la Corte Costituzionale non ci sta e ieri in tarda serata ha fatto trapelare che la sentenza vale per tutti e che è autoapplicativa, cioè non c'è bisogno di ricorso. Sulla questione interviene la sociologa e commentatrice da lungo tempo per Repubblica Chiara Saraceno. Il mio assegno e lo stato sociale. Ammetto il conflitto di interessi, scrive la professoressa Saraceno. Sono una pensionata, appartengo a quella generazione che è andata in pensione col vecchio sistema retributivo, avendo all'epoca della riforma Dini maturato già oltre 18 anni di contributi, scrive la professoressa Saraceno. Sono quindi una dei milioni di pensionati che dovrebbe gioire per la sentenza della Corte Costituzionale
che ha dichiarato incostituzionale il blocco della rivalutazione per 2 anni per tutti coloro che avevano una pensione superiore a 3 volte il minimo. Eppure non riesco a rallegrarmi, perché non riesco a immaginare come si potrà restituire il maltolto, come dicono i sindacati e Salvini, con una strana identità di linguaggio, ai pensionati, a prescindere dal livello della loro pensione, senza andare a tagliare ulteriormente pezzi dello Stato sociale già in grave sofferenza: la sanità, la scuola, il sostegno a chi si trova in povertà. Peraltro non mi risulta che ci siano stati nella storia italiana ricorsi alla Corte Costituzionale per mancata garanzia di diritti primari, cioè un lavoro decente, una scuola adeguata, un reddito minimo per chi è in povertà. Anche stavolta non sono stati i pensionati appena sopra 3 volte il minimo a ricorrere alla Corte, ma le associazioni dei dirigenti, il cui livello pensionistico è certamente, come il mio, ben sopra quel minimo, pur senza necessariamente raggiungere le cifre da capogiro di certi gran commis dello Stato. Né la sentenza della Corte, né le argomentazioni di coloro che hanno fatto ricorso, né quelle dei sindacati e dei politici aiutano a far chiarezza sui termini della questione, sugli effettivi diritti e su chi ha la responsabilità di far fronte ai costi. Le pensioni sono da troppi anni oggetto di continua manipolazione. Scrive Saraceno, che in sostanza dice: sono in conflitto di interessi, però è giusto mantenere il blocco della rivalutazione delle pensioni. Sempre in prima pagina su Repubblica, Io nato nel lager della Corea del Nord, è il racconto di Shin Dong-hyuk, uno scrittore evaso dai campi di prigionia della Corea del Nord. Sono nato in un campo di prigionia nordcoreano, scrive Shin Dong-hyuk, e per molti anni ho pensato che la mia vita non avesse significato. Nato prigioniero, non riuscivo a immaginare una vita diversa né di poter essere qualcos'altro. Ero uno schiavo e non mi facevo domande. Respiravo la stessa aria di adesso, sentivo gli stessi battiti del cuore, ma la mia vita non era migliore di quella degli insetti e degli altri animali intorno a me. Spesso li invidiavo perché mangiavano meglio di me di sicuro ed erano più liberi. Alcuni, come gli insetti e gli uccelli, potevano perfino uscire da quell'inferno. Non ho mai saputo esattamente perché i miei genitori siano stati rinchiusi in un campo, né tantomeno perché mi ci trovassi io. Credo che anche loro non fossero sicuri della ragione che li aveva portati lì. Così Repubblica in prima pagina 36. Invece l'articolo completo: io, unico evaso dai lager coreani, lotto per la libertà della Corea del Nord. Ha subito fame e torture. Shin Dong-hyuk è una delle voci più dure contro Pyongyang. Nato prigioniero, non riuscivo a immaginare una vita diversa. Ciò che paralizza i nordcoreani oggi è la paura del regime e delle sue punizioni. E infine, a chiudere la prima pagina di Repubblica, Francesco Merlo, che si occupa di Alberto Sordi e del pasticciaccio della sua eredità, contesa da ben 37 parenti, addirittura 2 pagine e prima pagina per la questione, 2 pagine fitte, 24 e 25, la congiura dei camerieri e il pasticcio dell'eredità. A pochi mesi dalla morte della sorella Aurelia, dopo la cacciata del tuttofare Arturo, 37 parenti hanno impugnato le ultime volontà della sorella dell'attore. Così è in bilico il patrimonio di un grande di cui ci sentiamo tutti discendenti, scrive Francesco Merlo su Repubblica. Mentre La Stampa apre la sua prima pagina ancora con le pensioni più alte e rimborsi a rischio. Il governo è pronto a trattare sulla scuola, l'altro argomento però avverte: i super presidi non si toccano. Ma c'è anche la questione dell'emergenza migranti. L'Unione Europea cambia strategia, le quote obbligatorie per Stato non si possono fare, manca la base giuridica, così che Bruxelles lavora a un piano per accogliere le richieste italiane. Intanto nel nostro paese si rompe il fronte della solidarietà. La Valle d'Aosta nega l'accoglienza, oltre 1000 i profughi arrivati ieri. No degli stati europei alle quote, alla redistribuzione per quote. A pagina 3 invece c'è la Iena, Riccardo Barenghi, che si occupa di Kim a proposito di Nord Corea. Ce l'abbiamo anche noi, un dittatore in Italia. Si è fotografato la mano mentre firmava la legge. Kim Il-sung de Noantri, scrive la Iena a pagina 3 della Stampa, con riferimento alla foto messa su Twitter dal Presidente del Consiglio, una firma importante dedicata a tutti quelli che ci hanno creduto quando eravamo in pochi a farlo. Lo ha scritto il Presidente Renzi su Twitter pubblicando una foto.
la foto della mano che firma il testo della nuova legge elettorale. La mano è la sua. Dalla Stampa alla prima pagina del Quotidiano Nazionale, che apre sulla scuola, la riforma traballa, Renzi avvia la trattativa con i sindacati, allarme dei presidi, così è svuotata la legge. E poi le pensioni, il governo dice è impossibile rimborsare tutti e forse darà gli arretrati in buoni del tesoro, in titoli di Stato. Ma la foto è l'argomento principale del Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, è relativa a un'intervista a Chico Forti, italiano all'ergastolo negli Stati Uniti. Sono innocente, tiratemi fuori da qui, dalla galera, dice Chico Forti al Giorno, alla Nazione, al Resto del Carlino, intervistato da Lorenzo Sani. Sepolto vivo in un carcere statunitense, Renzi mi tiri fuori, è l'urlo di Enrico Forti, detto Chico, campione di surf. È all'ergastolo per omicidio. Il suo avvocato dice è innocente. Servono nuove prove però per riaprire la vicenda giudiziaria di Chico Forti davanti alla Corte federale. L'avvocato newyorkese Joe Tacopina è sicuro di avere l'asso nella manica, ma non mostra le carte. Forti è innocente, dice. Tacopina confida nel governo italiano per riaprire il caso. Non c'è evidenza che sia esecutore, complice o mandante del delitto per cui ha avuto l'ergastolo. L'unica sua colpa è aver detto una bugia alla polizia mentre era sotto stress. Da gennaio del 2000 Forti sta scontando il carcere più duro, il fine pena mai, per l'omicidio di Dale Pike, che ne aveva 42 di anni, il 16 febbraio del 98, quando il suo corpo fu trovato da un surfista sulla spiaggia di Sewer Beach, Miami, senza vestiti e 2 colpi calibro 22 alla nuca. Le indagini puntarono sull'italiano, perché vicino al cadavere fu trovata una scheda telefonica che portava a lui. Secondo Forti, una trappola che alimenta la tesi della ritorsione nei suoi confronti per un documentario che girò sullo strano suicidio del killer di Gianni Versace, un lavoro che mette in dubbio l'operato e la versione ufficiale della polizia di Miami. Il film fu diffuso in Italia da Rai 3 e in Francia, ma mai in America, e non se ne parlò nelle 18 udienze del processo durato 24 giorni, terminato con verdetto unanime dei 12 giurati popolari. Per l'accusa Forti è un truffatore assassino. Ha un movente, è senza alibi, ha mentito alla polizia sostenendo di non essere andato a prelevare Dale Pike all'aeroporto, ma anche al padre della vittima, Tony Pike, stravagante australiano, proprietario del Pike's Hotel di Ibiza, celebre negli anni '80 per la clientela, sesso, droga e rock and roll. Sulla proprietà aveva messo gli occhi Forti, che tramite il pregiudicato tedesco Thomas Knott entrò in relazione con Tony Pike, il papà della vittima, minato dalla demenza indotta dall'AIDS. L'accusa è convinta che Forti cercasse di acquistare l'albergo a un valore molto più basso del mercato e che Dale Pike volesse impedirlo. Temesse cioè che Forti stesse raggirando il padre. Poco tempo prima Forti aveva comprato una calibro 22 con la carta di credito. L'arma fu intestata al pregiudicato tedesco Knott, il cui alibi per il delitto però reggeva. Diversa la versione di Chico Forti. Fu Dale, dopo aver telefonato da una stazione di servizio, a cambiare programmi e a chiedere di essere accompagnato al parcheggio del Rusty Pelican di Key Biscayne, non lontano dal luogo in cui venne ritrovato cadavere. In dibattimento non c'è riscontro della chiamata né di registrazioni delle telecamere di sicurezza del benzinaio. Per i suoi sostenitori, Forti è vittima di un abbaglio giudiziario e viene intervistato tramite l'avvocato dal Quotidiano Nazionale. Italia Oggi invece apre con 2 notizie buone per i contribuenti: addizionali IRPEF in aumento, crescono le imposte regionali in Piemonte, Lazio, Abruzzo e provincia di Trento. 9 regioni hanno una sola aliquota, le altre fino a 5. Impennata delle addizionali regionali IRPEF, per il 2015 il Lazio ha ridotto le aliquote da 3 a 2, incrementando però di 1 punto l'aliquota più alta. Così come il Piemonte. L'Abruzzo è passato da 3 aliquote a 1, scegliendo quella massima, percorso simile per la provincia di Trento, emerge dai dati del Ministero delle Finanze. Sono 9 le regioni che hanno deciso di adottare una sola aliquota, le altre 12 fino a 5. Mentre se sbaglia il fisco, paga il contribuente. Se nel 730 cosiddetto precompilato il fisco riporta un dato sbagliato, il contribuente deve correggerlo. Se non lo fa, è passibile lui, non il fisco, di dichiarazione infedele. Più precisamente, l'onere indicato erroneamente dall'Agenzia delle Entrate
va corretto. In caso contrario, la dichiarazione può essere considerata infedele. Questo è uno dei chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi fornito ieri dall'Agenzia delle Entrate su Twitter in risposta ai quesiti degli utenti. Insomma, sbaglia il fisco, paga il contribuente. Da leggere anche la rubrica diritto e rovescio, la noterella, il corsivo in prima pagina su Italia Oggi, che ricorda quanto fece Henry Morgenthau. Chi è? Nel 1915 Morgenthau era ambasciatore degli Stati Uniti in Turchia. Fu il primo al mondo a lanciare l'allarme sul massacro degli armeni. Intervenne più volte presso il governo di Istanbul, indisponendolo. L'allora ministro dell'interno, Talat Pascià, fuori dai gangheri, disse all'ambasciatore americano: ma perché lei è così interessato alla sorte degli armeni? Lei è ebreo, gli armeni sono cattolici, perché non ci lascia fare a questi cristiani ciò che vogliamo? Morgenthau replicò: io non sono qui come ebreo, ma come ambasciatore degli Stati Uniti. Il mio paese ha 97 milioni di cristiani e 3 milioni di ebrei. Nella mia funzione ambasciatoriale sono al 97% cristiano, ma non è questo il punto. La mia richiesta non è in nome di una religione, ma in nome dell'umanità. Henry Morgenthau non fu ascoltato. Nel 1939 Hitler, invadendo la Polonia, ai suoi ufficiali che erano renitenti ad arrestare gli ebrei, disse: non fate storie, chi oggi parla ancora dell'annientamento degli armeni? Ecco perché, scrive Italia Oggi in prima pagina, bisogna parlarne senza sosta. Mentre sempre da Italia Oggi, cito a pagina 6 l'articolo di Riccardo Ruggeri nella sua rubrica Il Cameo sulla questione della legge elettorale. Non l'Italicum, ma il Renzium. Il Renzium è legge, quella con la quale andremo a votare, scrive Ruggeri. Confesso di essere molto stanco. Quest'anno di chiacchiere mi ha prostrato. Non avrei mai immaginato che la frase "facciamo le riforme" significasse spendere così tante energie nervose e fisiche per ottenere così poco. Prendiamo fiato, andiamo a votare e per 5 anni non parliamone più. Nel frattempo smettiamola di fare paralleli ridicoli con il 1923, offendendo sia la storia d'Italia sia quella di noi antifascisti storici. L'1% degli italiani d'allora, non dimentichiamolo mai, prima di dare del fascista a qualcuno. Vogliamo forse paragonare Mussolini con Renzi, Acerbo con Maria Elena Boschi, De Gasperi con Alfano, Turati con Nencini, Graziadei con Civati? E la si smetta pure di fare un parallelo con la legge truffa del 53, dove il premio di maggioranza scattava solo, si fa per dire, oltre il 50% più uno dei voti, altro che avere il 54% dei seggi col 25% dei voti, come nel Renzium. Un ultimo suggerimento alla minoranza PD, scrive Ruggeri. Avete perso, prendetene atto, evitate di fare un'altra battaglia di retroguardia al Senato, non chiedete il referendum, non siate ridicoli e neppure illudetevi di poter sopravvivere aggrappandovi a non meglio definiti ulivi. Ormai sono piante vecchie e malate e il batterio Xylella in questo momento è invincibile. Giusto creare, come ha dettato l'Europa, una fascia di eradicazione. Un cordone fitosanitario e infine una zona cuscinetto. Se seguite il protocollo europeo e lavorate di buzzo buono, in 3 anni potete liberarvi di lui, del batterio. In fondo Renzi ha fatto quel che ciascun politico farebbe per rimanere al potere, disegnarsi una legge elettorale su misura. Come il Porcellum, concepito allora per avvelenare i pozzi della sinistra, sebbene fosse nato proprio in Toscana, uno dei cuori della sinistra, il Porcellum, il Renzium servirà per affossare 2 dei 3 avversari, Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia. In questi casi il problema è sempre lo stesso. Renzi è partito dall'ipotesi che al massimo il 60% dei cittadini vada a votare, quindi se il 30% dei votanti lo sceglie al primo turno, e lo sceglierà, è fatta. Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e cespugli vari si dividano pure il restante 70%. Il ballottaggio li spazzerà via tutti meno uno. Penso che i suoi avversari abbiano preso Renzi sotto gamba, non l'hanno studiato come meritava. A differenza di Grillo, Salvini, Berlusconi, Renzi è un politico vero, cioè intellettualmente disonesto, seppur personalmente onesto. Intellettualmente assessuato, quindi si scordino quel versante. Uno ricattabile come Berlusconi non lo troveremo più.
E poi è ignorante, nel senso che ignora, ma è in grado di parlare di tutto in modo credibile e brillante. Dobbiamo riconoscergli, scrive ancora Ruggeri, di aver capito al volo che l'Europa lascia ai premier dei paesi in crisi profonda come noi, spazi di autonomia dell'ordine dello 0, a poco lo stanno capendo anche i cittadini, sbuffano, si lamentano, ma poi intuiscono che il loro destino è segnato dalla strategia in essere. Classe media impoverita, classe povera sedata. Il modello di business che le classi dominanti hanno messo a punto è tecnicamente perfetto, vale per la politica come per gli hamburger. Hai sempre la scelta, però, fra il McDonald's e il Burger King. Il pane è lo stesso, la carne zuppa di ormoni la stessa, così la lattuga e le salse. Solo il logo e il marketing sono diversi. Con il Renzium, descrive ancora Riccardo Ruggeri, è morto il PD, è nato il Partito della Nazione, un partito di centro che guarda a sinistra e ammicca a destra. Questa è la genialità di Renzi. Il 50% dell'assetto bipartitico c'è, manca del tutto il 50% dell'opposizione. È probabile che Movimento 5 Stelle e Lega Forza Italia scelgano a loro insaputa la tecnica della sconfitta pedagogica, con progressivo sgonfiamento delle due liste escluse dal ballottaggio. Così insegna la dottrina. I cittadini, che non vorranno vivere nell'ordinamento renziano, non avranno altra alternativa se non puntare, indipendentemente dalle proprie idee, su quello dei tre che ha maggiori possibilità. Allo stato dell'arte, il Movimento 5 Stelle è in crescita di consensi. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia di qualità eccellente, di colore giallo ambrato e viscoso al punto giusto. Deciso su strada, si sposa con le prestazioni del motore ed esalta il piacere di guida. Affida la tua Volkswagen ai veri intenditori dei centri Volkswagen Service, anche per cambiare olio e filtri. Oggi hai in più un risparmio del 25%. Registrati al sito e scopri molte altre offerte. Promozione valida dal secondo tagliando per tutti i modelli Volkswagen fino al 30 giugno. Info su volkswagenservice.it. Nei supermercati PAM e ipermercati Panorama fino al 2 giugno. Grande concorso Sbanca la Cassa. Se hai la carta gratuita per te, ogni 20 euro spesi regaliamo un gratta e vinci. Sbanca la Cassa PAM Panorama. 170.000 premi. Regolamento in punto vendita. Riepiloghiamo. Sì. Ginocchiere? Ci sono. Parastinchi. Presi. Casco? Eccolo qua. Ok, siamo pronti? Pronti. E voi? Il 9 e il 10 maggio, noi di Unieuro ci andiamo giù pesante. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Intanto l'agenzia ANSA apre la prima pagina con la notizia dell'aeroporto di Fiumicino chiuso dopo un incendio che è scoppiato verso 00:15 nel Terminal 3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, chiuso interamente oggi fino alle 14. Ancora ignote le cause del rogo. Alcune fonti affermano che le fiamme sarebbero partite da un deposito bagagli, altre da una zona ristorante. 3 persone leggermente intossicate, nessun ferito. Chiuse le autostrade per l'aeroporto di Roma e i collegamenti ferroviari di Roma Fiumicino. Tornando invece a Italia Oggi, si segnala a pagina 8 l'articolo di Serena Ganacavallo sulla questione delle pensioni. La sentenza della Corte Costituzionale sul mancato adeguamento pensionistico con parere contrario di Giuliano Amato, che di pensioni se ne intende, oltre a destare panico nel governo, ha scatenato le più belle menti della penisola, a partire dal ministro Padoan, che ha dichiarato che bisogna valutare l'impatto e le iniziative, perché si tratta di finanze pubbliche, che è uno strano assunto, in quanto si tratta di soldi dei cittadini, scrive Serena Ganacavallo, che andrebbero restituiti. Ma alcuni esegeti hanno sottolineato che la Corte ha scritto che la pensione è retribuzione differita, traendo da questa constatazione l'idea che si potrebbe puntare a un ricalcolo di tutti i trattamenti pensionistici pregressi basati sul sistema retributivo e riportarli al contributivo, cioè chi è andato in pensione con le vecchie regole, contributivo, adesso gli ricalcoliamo tutto col contributivo e ci perde naturalmente. A parte la considerazione che ogni tanto qualcuna delle più alte schiere degli apparatchik, quando si minacciano o si ipotizzano riduzioni di trattamenti in genere molto benevoli, grida alla difesa dei diritti acquisiti che dovrebbero valere per tutti,
I lavoratori che avevano avuto, sulla base di anni fin lì versati, con la legge 335 del 95, le garanzie di andare in pensione ancora col metodo retributivo, con la riforma Fornero 11 anni dopo si sono trovati sbalzati a catapulta nel metodo contributivo anzi. Ma la risposta al dove trovare i fondi per restituire il mancato adeguamento è facile ed è suggerita dalla stessa Corte Costituzionale. Basta smettere di definire vitalizi i sontuosi trattamenti di deputati, senatori, pubblici amministratori, giudici della stessa Corte Costituzionale, presidenti della Repubblica e affini. Bisogna sostituire la parola vitalizi con la più giusta parola pensioni e quindi ricalcolarne la congruità, se non la decenza, sulla base dei contributi versati negli anni in cui hanno svolto la loro funzione. Oltre a questo basterebbe sopprimere quella ridicola regalia che è l'indennità di reinserimento per quei poveracci che dopo più o meno anni trascorsi negli scranni parlamentari nazionali o regionali devono purtroppo reimmergersi nella vita dei comuni mortali, sia pur con le tasche già abbastanza piene. Penso che 10 miliardi, di queste sì di finanze pubbliche, si troverebbero molto facilmente. Per inciso, ogni tanto qualche pensatore tra i nostri legislatori accenna che si dovrebbe procedere alla riduzione delle pensioni di reversibilità, ignaro forse del fatto che, anche qui con un giochetto semantico, la riduzione dell'assegno viene effettuata non sulla base della riduzione del trattamento pensionistico, ma se il superstite è già percettore di altri redditi, l'INPS, in omaggio al fisco, poiché la tassazione si fa sul lordo somma al vostro reddito, diciamo una pensione di 2.000 euro al mese, che non è poco ma neanche tanto, la pensione di reversibilità al lordo, di cui a voi spetterebbe il 50%, ma a questo punto arrivate a uno scaglione da ricconi per cui su 900 euro che vi spetterebbero, con trattenuta IRPEF di 354 euro, per cui potete apprendere che della pensione del vostro defunto coniuge ve ne arriveranno 500 di euro. Tutto bene, conclude Serena Garacavallo, salvo il fatto che analoga riduzione non viene applicata, come sarebbe giusto, su tasse e balzelli tipo Tasi, Tari e tutto quello che verranno via via inventando. Forse, se interrogata anche su questo strano criterio, la Corte Costituzionale potrebbe dare un altro responso illuminante. Infine, sempre da Italia Oggi, vi cito a pagina 16 l'articolo da Berlino di Roberto Giardina sulla Germania, paese ospitale che riconosce il merito e lo premia, chi si impegna va avanti, le raccomandazioni non servono, un buon viatico è la conoscenza della lingua tedesca. Il giornale invece apre sul governo ladro di pensioni, le mani nelle nostre tasche, la rapina del governo, non vogliono rimborsare chi prende un assegno più alto. E poi a centropagina, altro che bavaglio di destra, i veri prepotenti che vogliono zittire i giornalisti a forza di querele, tutti in difesa del quotidiano L'Unità, denunciata dai cattivi di destra, ma dimenticano i democratici collezionisti di cause. Carlo De Benedetti, Antonio Di Pietro, Massimo D'Alema, Antonio Ingroia, in prima pagina su Il Giornale, a proposito della vicenda dell'Unità, dove paga la direttora e i redattori, ma non pagano comunque. I veri prepotenti di sinistra pronti a querelare i giornali, il caso Unità sotto i riflettori, scatta il soccorso rosso di Repubblica contro l'attacco dei potenti, ma quando sono De Benedetti, Ingroia, D'Alema o gli amici a fare causa, nessuno si scandalizza. E sempre dalla prima pagina del giornale, smascherata la bufala del teorema De Gregorio sulla compravendita di senatori che avrebbe fatto cadere Prodi, un teste ha smontato il teorema di Sergio De Gregorio, che sostenne di avere accettato soldi per passare dal centro-sinistra al centro-destra nel 2008. I diavoli tentatori sarebbero stati Berlusconi e la Vitola, ma la realtà è ben diversa, racconta Simone Di Meo. Un teste in tribunale ha smentito la questione della compravendita di senatori per far cadere Prodi nel 2008. L'ex Italia dei Valori ci disse 10 milioni oppure vi rovino. Finora ce l'avevano raccontata così. L'ex senatore di Pietrista De Gregorio un bel giorno va a confessarsi dai PM di Napoli e ammette di avere accettato soldi sotto banco per passare al centrodestra nel 2008.
tentato da Berlusconi e La Vitola, che gli avrebbero allungato, dice lui, 3 milioni di euro, di cui 2 in nero. La realtà emersa nel corso dell'udienza di ieri è parecchio diversa, scrive il giornale. A svelarla il deputato forzista Ignazio Abrignani, chiamato a testimoniare nel processo sulla compravendita di senatori durante il secondo governo Prodi. Imputati per corruzione Berlusconi e La Vitola. Il parlamentare ha riferito che ben prima della denuncia davanti ai magistrati De Gregorio aveva chiesto al PDL 10 milioni di euro per sanare una disastrosa situazione di debiti personali. In caso contrario, aveva aggiunto De Gregorio, ci sarebbero stati gravi conseguenze per Berlusconi e il partito. A confidare questa circostanza ad Abrignani, Denis Verdini, al quale l'ex presidente della Commissione Difesa del Senato, cioè De Gregorio, si era rivolto ricevendone però un secco rifiuto. E il resto è storia. De Gregorio corre in procura, riempie pagine di verbali, sostiene di aver fatto cadere il governo Prodi per volontà di Berlusconi. Insomma, ha chiesto 10 milioni, non gliel'hanno dati, si è vendicato. De Gregorio. Così racconta Abrignani, che gliel'ha detto Verdini. Sempre in prima pagina sul giornale, il Partito Repubblicano scuote Forza Italia, il nuovo progetto di Berlusconi che insiste su un soggetto che riunisca i moderati. Non disperdiamoci in 1000 rivoli, dice Berlusconi, tiepidi i possibili alleati. Salvini dice non mi sciolgo in niente e Meloni dice no alla mucchiata. Sempre dalla prima pagina del giornale, Stenio Solinas si occupa della Francia che elimina le croci e così fa seccare le sue radici, è il suicidio dell'Occidente. La Francia che toglie le croci taglia anche le proprie radici. Perseguitare per legge la tradizione religiosa è peggio di un delitto. Dietro ai presepi e alle statue sacre c'è la fede in un destino comune. Cristiani discriminati, il suicidio culturale d'Oltralpe. Sempre poi dalla prima pagina del giornale, Roma insorge ancora, rivolta anti-immigrati, altri affari per la Coop. 300 dei 3.200 profughi in arrivo a Roma sono attesi nella borgata della Storta, dove la tensione sale giorno dopo giorno e dove le cooperative rosse hanno avuto una strana preveggenza. Roma insorge, rivolta anti-immigrati, racconta Massimo Malpica. Emergenza periferie dopo il caso Tor Sapienza, picchetti notturni davanti a una scuola abbandonata della borgata La Storta, destinata ad accogliere 300 profughi. Sono 3.185 i richiedenti asilo pronti a sbarcare a Roma. I lavori della Coop, rapidissima, sono cominciati prima della certezza di aver vinto il bando. Mentre Umberto Eco è come Angelino Alfano, entrambi insultano Matteo Salvini per non avere letto abbastanza libri, uno sul catalogo della Biennale, l'altro in un'intervista, scrive il giornale. In prima pagina, il razzismo di Biennale e Alfano, Salvini è becero e ignorante. Umberto Eco nel catalogo del Padiglione Italia della Biennale di Venezia attacca Salvini. Non sa cos'era l'Europa, dice. Anche il leader del nuovo centrodestra Alfano accusa Salvini. Non legge libri, non guarda film, dice Alfano. Sempre poi dal giornale, lasciando la prima pagina, le riforme, la scuola, la legge di stabilità, la corsa di Renzi diventa un percorso a ostacoli, la prova di forza sull'Italicum ha aperto la bagarre nella maggioranza, dall'abolizione del Senato all'istruzione per il Premier. Ogni voto può diventare letale, scrive il giornale, con un po' di esagerazione, va detto per il momento. In ogni caso, sempre dal giornale, a pagina 12, l'articolo di Gaia Cesare sulle elezioni oggi in Gran Bretagna. Oggi il regno va alle urne, domani sarà meno unito. Elezioni generali nella totale incertezza. Non si sceglierà solo un nuovo Parlamento e il prossimo governo, in ballo c'è l'assetto del sistema britannico. Cameron e Miliband ancora in pareggio e gli scozzesi vanno verso il boom. Lo scenario post-elezioni, si va verso lunghe trattative, i liberal-democratici potrebbero essere ancora decisivi, anche se con numeri molto più risicati. Da segnalare ancora sul giornale 2 pagine, 22 e 23, dedicate a un piccolo califfato nel cuore dell'Europa. Siamo in Olanda, una roccaforte olandese dello Stato islamico. Il quartiere di Schilderswijk, a L'Aia, totalmente abitato da magrebini.
che hanno sfilato per strada con le bandiere dello Stato islamico per chiedere la liberazione di un reclutatore di jihadisti. Il sindaco ha stupito la città dicendo che costoro non hanno infranto le leggi. Dal Klein Califat olandese lo scorso anno sono partiti 140 giovani, tutti in Siria e in Iraq, a combattere la guerra santa. Il Regno dei Paesi Bassi, membro dell'Unione Europea, ha una popolazione che supera i 16 milioni di abitanti, contando anche gli stati caraibici. La sua capitale è Amsterdam, 800.000 abitanti. Ciò che distingue i Paesi Bassi in Europa è l'elevato numero di non olandesi che ci vivono. Sono infatti solo il 79% i nativi dei Paesi Bassi. La composizione etnica è caratterizzata da una forte componente nordafricana, medio orientale e asiatica. Dopo il Belgio, l'Olanda è il paese europeo con la più alta percentuale di musulmani. I fedeli all'Islam sono oltre 1 milione, quasi il 6% della popolazione. Possono pregare in 500 moschee, la maggior parte costruite negli ultimi anni. A seguire, Luigi Guelpa intervista il leader cosiddetto moderato, Abdelraz Kulani, capo del partito musulmano che ha conquistato 2 seggi al comune dell'Aia, in Olanda. Dice di rappresentare l'ala non estremista, ma sul suo profilo Facebook ha inneggiato al califfato perché combatte la feccia, ha detto, che si trova da quelle parti. Lo Stato islamico perseguita solo i nemici dell'Islam sunnita, dice il capo del partito musulmano che ha 2 seggi al comune dell'Aia. Le esecuzioni sono nulla rispetto ai morti sunniti, gli sgozzamenti. I lupi solitari, gli attacchi in Europa, è colpa dell'Occidente. Il nuovo corso, l'11 settembre, ha cambiato il mondo e pure l'Islam, dice Abdelraz Kulani, assicuratore 38enne di origini marocchine, che negli anni è riuscito a costruirsi un portafoglio clienti nel quartiere di Schliedervik, dove risiede. È il quartiere, appunto, che il giornale chiama il piccolo califfato nel cuore dell'Europa, totalmente abitato da magrebini. I clienti sono diventati elettori quando ha fondato il Partito dell'Unità, una forza politica islamica che nella primavera 2014 si è presentata alle elezioni comunali all'Aia ottenendo 2 seggi. Dovrebbe rappresentare il famoso Islam moderato, scrive Luigi Guelpa sul giornale, rispettoso dei valori occidentali a tal punto da riconoscere le regole della democrazia. A giugno però ha scritto sul suo profilo Facebook «Viva l'ISIS, inshallah a Baghdad per combattere la feccia che si trova da quelle parti», auspicando, se Allah vuole, la conquista della capitale irachena da parte dei fondamentalisti islamici. All'Aia sono piovute critiche dall'amministrazione municipale che ha chiesto le sue scuse, eppure l'uomo è tutt'altro che arrendevole o pentito. Segue l'intervista dell'islamista moderato. A seguire ancora ci sono 2 pagine dedicate invece alla Birmania o Myanmar, alla scoperta della capitale proibita delle pietre preziose, la città di Mogok, per più di 50 anni chiusa agli stranieri. Il regime ha sempre mantenuto il silenzio sulle sue miniere, dove si estrae di tutto, dagli zaffiri a quantità industriali di rubini. Le valli intorno alla città punteggiate da enormi scavi a cielo aperto e accampamenti improvvisati. Un mosaico di minoranze, la Birmania, in guerra contro i militari. Le etnie riconosciute più di 100, dagli anni 60 una quarantina le rivolte contro il governo centrale. Ma lasciamo il giornale per andare alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Salvano i vitalizi ai condannati, rapinano i pensionati onesti. Oggi in Parlamento riunione per abolire i vitalizi ai condannati, ai parlamentari condannati, ma fatta la legge trovato l'inganno. Vale solo per le pene sopra i 6 anni, cioè praticamente per nessuno. Intanto il sottosegretario Zanetti se ne infischia della Corte Costituzionale e dice che è impensabile rimborsare tutti i danneggiati dalla Fornero. Il ministro Padoan lo smentisce, Renzi tace e la Corte sottolinea: pagare è un obbligo, dice la Corte Costituzionale. Ma c'è in prima pagina ancora il commendator Davide Serra. Napolitano risponde: chiedete al Premier, è stato Napolitano a inserirlo nell'elenco dei nuovi commendatori, l'amico finanziere di Renzi. E ancora dalla prima pagina del Fatto: F-35, un bidone continuo, in America trovati altri 61 difetti al motore, il caccia ancora bocciato, poco affidabile,
2 rapporti dell'equivalente della Corte dei Conti italiana in America e del Dipartimento della Difesa statunitense respingono nuovamente l'aereo da guerra sul quale l'Italia ha pensato di investire 13 miliardi. Mentre alla Camera dei Deputati, il regolamento secondo la presidenta Boldrini, alla Camera è vietato gridare onestà, ma dire zoccola si può. L'ufficio di presidenza sospende per 18 giorni la deputata Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, insultata dal piddino Sanna, il quale le ha gridato zoccola, che è rimasto impunito. Per la notte di proteste alla riforma costituzionale, vietata l'aula a 66 deputati di SEL e 5 Stelle. Pagina 6 del Fatto Quotidiano, poi c'è invece la storia di Luigi Spagnolli. Siamo a Bolzano, ex democristiano, indagato per abuso d'ufficio, imposto senza primarie dal Partito Democratico che candida l'amico degli xenofobi, scrive Fabrizio D'Esposito. Di speciale alle amministrative di domenica prossima il Trentino Alto Adige ha molto poco, regione ordinaria come tutte le altre, come dimostra lo sbarco, l'atterraggio del partitone della nazione di Renzi. Qui è arrivato Matteo Renzi l'altro giorno a spese dei contribuenti con 2 aerei e un elicottero per un tour elettorale neanche troppo camuffato. Il 10 maggio si vota in 109 comuni della provincia di Bolzano, 141 di quella di Trento. A Bolzano si ritrova un perfetto interprete del renzismo che imbarca tutto e tutti dall'estremo sud alle vette dolomitiche. Si chiama Luigi Spagnolli, vecchio democristiano, fa il sindaco della città dal 2005. Adesso corre per il 3° mandato sotto le insegne del Partito Democratico, ma non solo quelle. Eclatante la lista civica organizzata da Elena Artioli, ex SVP, ex leghista, ex forzista, che adesso capeggia i liberal bolzanini del Partito Democratico. In linea col nuovo corso pragmatico di Renzi, Spagnolli è ovviamente indagato, rischia il rinvio a giudizio per abuso d'ufficio, per il raddoppio di un centro commerciale, la chiusura delle indagini dopo le elezioni. Avrebbe avvantaggiato il gruppo Podini, proprietario del centro commerciale, e anche per questo gran parte del PD di Bolzano aveva invocato le primarie. È stato imposto senza. Pagina 7, poi abbiamo Napolitano che scarica su Renzi l'onere di aver fatto commendatore, il finanziere Serra. Re Giorgio, dopo la nomina a commendatore dell'uomo d'affari londinese, dice spetta al governo revocarla. Bersani ironico, finalmente premiato il merito, dice Bersani. E sempre dal Fatto Quotidiano, mafia capitale, così le cooperative fanno ancora affari, posti di lavoro, debiti non pagati, i guai dei consorzi raccontati nell'inchiesta che il sindaco Marino deve risolvere. L'ultimo caso riguarda il cinema Aquila, la concessione della Solco nel mirino dei PM per un appalto regionale da 60 milioni di euro. Ci sono poi 2 pagine nelle quali si recensisce sostanzialmente un libro di Bruno Vespa e di Candida Morvillo, La signora dei segreti, dedicato al celeberrimo salotto romano di Maria Angiolillo. Lo IOR, i pugnali della democrazia cristiana, amanti vietate sui 3 tavoli della Angiolillo, da Marcinkus alle trame fra Fanfani e Andreotti, dalla P2 all'erede Gianni Letta, fino ad Alema e Veltroni, veleni, vezzi e malizie del salotto del potere romano. Nel libro di Morvillo e Vespa le avventure in retroscena della signora dei segreti, regina del villino Giulia di Trinità dei Monti, con un commento dell'ex direttore Antonio Padellaro, l'ex direttore del Fatto. Non ero mai stato invitato nel famoso salotto Angiolillo. Una quindicina d'anni fa, quando ero all'Espresso, presi al volo la richiesta del direttore Anselmi e fui ricevuto dalla signora. Solo che a tavola non c'erano ministri finanzieri o cardinali. Soltanto lei e io. Una diplomazia sottile e indispettita mi aveva preceduto sull'uscio del villino Giulia della Trinità dei Monti. Dopo aver inoltrato supplica, fui raggiunto da una cortese telefonata di Mario Pirani, collega d'alto bordo e vecchio amico della signora regina dei salotti romani, Maria Angiolillo. Cosa stavo tramando? Perché insistevo? Non sapevo che Maria non concedeva interviste? Ah sì, un paio in passato, ma solo ad amici fidati, capito il compagno Pirani?
faceva il guardiano, il cane da guardia della signora Angiolillo, la regina dei salotti romani, l'ottimo giornalista. Alla fine il buon Pirani promise che si sarebbe adoperato per far avere l'intervista a Padellaro. Ne viene fuori bene Pirani qua, uno dei numi tutelari del giornalismo di sinistra. Ma non ti prometto niente, intesi, disse Pirani. Pomeriggio di mezz'estate, palme oleandri, camerieri, persiane aperte sulla città. Maria Angiolillo, signora del salottissimo, che per un trentennio aveva ristorato il potere, regista dei fili invisibili, regina eleganziarum, mi scrutò con sguardo cortese e saettante. Non concedo interviste. Spensi il registratore. Cosa ha contro le interviste? Nulla, disse la regina del salotto romano. Ma preferisco il giornalismo serio, quello che non si intromette nella vita del prossimo. Pensai, casca male. Mi guardai intorno, scrive Padellaro. Panciute seggiole impero, cuscini imbottiti, trumò, onice e alabastri a volontà. Mi parlò del defunto marito Renato Angiolillo, fondatore del quotidiano Il Tempo, che si raccomandava: prudenza, mia cara, prudenza, meno si parla di noi, meglio è. Come altro esempio di vita citò la principessa Isabella Colonna, donna di elevati valori che all'inizio degli anni 60 apriva i saloni di Palazzo Colonna alla nobiltà nera e alla meglio società. Un'aristocratica piccola, meravigliosa dal francese melodioso, ma guai a ritardare di qualche minuto, e non riceveva donne divorziate. Riaccesi il registratore, scrive Padellaro. Ricordo la prima volta che entrai a palazzo. Avevo un abito corto e tutte quelle grandame mi guardavano storto. Alta, snella, rossetto carminio, sul petto un gioiello d'oro che riproduce un torso dell'amatissimo Igor Mitorai, Maria Girani, vedova Angiolillo, sorseggiava acqua ghiacciata e mi raccontava un sacco di balle intrise nel miele. Umberto Bossi si è comportato benissimo. Roberto Calvi non sapevo che fosse P2, Licio Gelli non lo conosco, Andreotti uno degli amici più cari, D'Alema molto riservato, Veltroni molto competente, Berlusconi era a cena qui da me, andarono via le luci, lui chiede dov'è il contatore, sale di sopra e sistema tutto. Prodi sbagliò data, si presentò con 24 ore d'anticipo, lo ricevetti in vestaglia. E poi, esiste in Italia un potere invisibile che controlla gli altri poteri, le chiedo? Sì, c'è sicuramente un potere invisibile che controlla tutto. Questo potere si ritrova e agisce nel suo salotto? Mi guardò e non rispose. Spensi il registratore e facemmo un patto. Se mi avesse raccontato qualcosa di più su ciò che aveva sentito e visto, non lo avrei scritto. Si descrisse come una donna sola e indifesa che dopo la morte del consorte aveva dovuto appoggiarsi ad amici influenti. L'idea del salotto era nata così. Col tempo il luogo si era strutturato. A parte le cene con gli amici di sempre, c'erano colazioni riservatissime, a pagamento, dove periodicamente i potenti, ministri, segretari di partito, banchieri e porporati, si accordavano, stipulavano alleanze, nominavano direttori di giornale, facevano e disfacevano governi, intrighi di cui, giurò, lei non sapeva nulla perché, una volta sistemati gli ospiti, chiudeva la porta e si allontanava. Massonerie all'opera? Sì, confermò, ma nel senso di un'unica grande loggia fondata sulle relazioni e gli interessi. Sono trascorsi molti anni, conclude Antonio Padellaro, e penso di poter venir meno all'impegno preso con la gentile e elegante signora, anche perché sono segreti che sapevamo tutti. Con ciò lasciamo anche il fatto e andiamo a Liberum. La truffa delle pensioni in apertura, girata la sentenza della consulta, il governo non restituirà i soldi scippati col blocco della rivalutazione, spera che molti si scoraggino di fronte ai costi della causa e non facciano ricorso. Comportamento banditesco, ci vuole una class action, un'azione giudiziaria collettiva, scrive il direttore Belpietro. Per un sottosegretario restituire il maltolto è immorale, ha detto Zanetti di Scelta Civica. Ci vuole una class action, un'azione di gruppo, di classe, contro il Ministero. Ballano dai 10 ai 16 miliardi di euro, un buco nel bilancio dello Stato che inghiotte il bonus di 80 euro, il taglio dell'IRAP e il presunto tesoretto, puntualizza il direttore di Libero. A centropagina, immigrati in caserma, soldati in tenda, la redistribuzione dell'Unione Europea, risultato 10.000 profughi in più
all'Italia, scrive Chiara Giannini. Gli immigrati nelle caserme, mentre i militari vanno a dormire nelle tende. Per fronteggiare l'ondata di arrivi si pensa anche a strutture dismesse dell'esercito, mentre i soldati inviati per sicurezza all'Expo a Milano sono accampati nelle tende, in condizioni pessime. Oggi l'incontro Alfano enti locali, i prefetti disertano per polemica. E poi, prima della pubblicità, il 15 maggio a Padova, sindaco leghista Massimo Bitonci, fiaccolata contro l'invasione. Rischi sanitari, dice il sindaco Bitonci, niente rifugiati in case private. Bitonci pensa a un'ordinanza, mentre a Roma si eclissano in 50, appena arrivati e a rischio scabbia. Riepiloghiamo. Sì. Ginocchiere? Ci sono. Parastinchi. Presi. Casco? Eccolo qua. Ok, siamo pronti? Pronti. E voi? Il 9 e il 10 maggio, noi di Unieuro ci andiamo giù pesante. Vi ricordate la prima lezione di guida? E il primo weekend con gli amici? E la prima revisione? E la prima volta che vi ha lasciato a piedi? Sveglia! È un rottame! Rottamatelo! Attenzione! Maggio è l'ultimo mese per rottamare. Su tutta la gamma Lancia e Fiat hai 2.000 euro di incentivo. E in più, con formula super rottamazione, Y è tua a 8.500 euro con 5 porte e clima. Offerta valida fino al 31 maggio, salvo approvazione FCA Bank. TAN 595 TAG 906. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica. Rottamate, gente! Rottamate! Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio Arca Planet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i 30 euro. Arca Planet, i supermercati per animali. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Radio Padania Libera, la tua radio. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Buongiorno, dal Centro Geofisico Prealpino vi parla Paolo Valisa. Vediamo la situazione. Una veloce perturbazione atlantica transiterà domani sul nord Italia con nuvole, piogge e temporali, ma da sabato l'anticiclone dal Marocco si spingerà fino alla regione alpina riportando bel tempo quasi estivo, probabilmente fino a metà della prossima settimana.
Queste le previsioni per oggi, ancora una giornata soleggiata, nuvole cumuliformi nel pomeriggio lungo rilievi, sarà asciutto, debole rischio di un isolato e breve rovescio in montagna nel pomeriggio in serata. I venti in quota deboli da sud-ovest, al suolo brezze o deboli da sud-est, le temperature massime tra 24 delle Prealpi fino a 27 della pianura padana. Domani venerdì, ultime schiarite di primo mattino, via via molto nuvoloso coperto a partire dal Piemonte, con piogge intermittenti e temporali più diffusi nel pomeriggio. Esaurimento delle piogge soltanto in nottata, più fresco. Sabato abbastanza soleggiato, con annuvolamenti irregolari su Alpi e Prealpi, possibilità ancora di un temporale in transito da Valtellina, Dolomiti al Bresciano e Pianura Veneta nella serata, altrove sarà asciutto. Per domenica soleggiato e caldo quasi estivo, le massime in rialzo tra 25 e 28 gradi. Lunedì ancora bel tempo estivo, soleggiato, poche nuvole sui monti, velature di nubi alte in arrivo in serata sul Piemonte. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Attenzione, attenzione! Il pranzo a sostegno di Radio Padania di sabato 9 maggio a Vigevano, Pavia, è stato rimandato a sabato 23 maggio. Se hai avuto difficoltà a trovare la linea, puoi ancora prenotare chiamando 339 6395 685. Successivamente la tournée di Radio Padania approderà in Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio cena con il nostro staff al ristorante Napoleone di Castionsinstrada in provincia di Udine. Una gustosa abitudine: seguire in tournée Radio Padania nei più selezionati ristoranti territoriali per riassaggiare i piatti della nostra tradizione, pranzando a fianco di grandi giornalisti come Giulio Cainarca, esuberanti mattatori come Marco Pinti, storici conduttori come Leo Siegel e politici di primissimo piano come Matteo Salvini e Alessandro Morelli. A chiamarvi a raccolta è Sammy Varin, la Ruffa Popolo. Sabato 23 maggio, pranzo con Radio Padania a Vigevano, Pavia. Successivamente, sabato 30 maggio, cena con lo staff di Radio Padania a Castionsinstrada in provincia di Udine. Per informazioni e prenotazioni 339 63 95 685. E a Udine da Milano ci si va in bicicletta per essere ecologici al passo coi tempi e a chilometro non zero, perché sono parecchi chilometri, ma a consumo zero di sostanze che fanno male al pianeta. Mentre Libero, sempre in prima pagina, oltre degli immigrati in caserma e dei soldati in tenda, si occupa anche del caso personale di Franco Bechis, da lui raccontato. Io pignorato come Concita De Gregorio, ma Boldrini e Grasso se ne stanno zitti. Sono come Concita e tutti se ne fregano dopo l'outing della De Gregorio. Boldrini e Grasso si indignano soltanto per l'ex Unità. Il mio stipendio è pignorato da anni da Vendola e dall'ex ministra Melandri. Chiedo scusa se parlo di me, scrive Franco Bechis. Non mi piace farlo, non ho detto una parola in questi anni. Leggendo però le disavventure di Concita De Gregorio e dei colleghi dell'Unità e la mobilitazione nata nel sindacato dei giornalisti e perfino nel mondo politico, mi è scappato un timido "ah però". Mi spiace che a Concita e ai suoi colleghi abbiano pignorato il 20% dello stipendio per le cause intentate quando lei dirigeva l'Unità. Conosco il tema, da quasi 6 anni sono a Libero, di questi ne ho passati 5 con un quinto dello stipendio pignorato per lo stesso motivo. Anche peggio, per un certo periodo ho avuto pure il conto bancario, il solo che ho e su cui corre lo stipendio, pignorato. Ho raccontato quel che stava accadendo a colleghi e sindacalisti della Federazione Nazionale della Stampa. Ho raccolto molti "mi spiace", altri "però", qualche timido "ah, non sapevo", e sotto sotto valanghe di un po' te la sei cercata, sei sempre così aggressivo con tutti. Sono abituato a combattere da quando ho iniziato a fare il giornalista, scrive Franco Bechis. Non sono mancate occasioni in tribunale. Mi difendo perché se scrivo prima mi documento e in una causa penale cerco di portare materiale a sostegno di ciò che ho pubblicato.
Poi, come tutti, posso fare errori. Ho imparato in tanti anni che un processo è come un terno al lotto. Contano i fatti in sé, ma anche le opinioni che si formano i magistrati che ti debbono giudicare, la bravura degli avvocati che ti assistono, le capacità dell'imputato di raccontare come teste il lavoro fatto, talora i pregiudizi verso la testata per cui lavori. Da imputato potrei dire d'essere stato condannato ingiustamente, vale quel che vale, tutti i colpevoli si sentono innocenti, ma sono anche stato assolto quando invece ero colpevole. Aveva ragione chi mi aveva querelato, ma ha indispettito la Corte con l'atteggiamento tenuto nel processo. In un caso un teste a mio favore si è impappinato, è andata a farsi benedire la mia carta decisiva. Risultato: condanna di primo grado, pena minima 500 euro. Mi son detto ricorrerò in appello e invece era stata fatta una legge che diceva se in primo grado sei condannato solo a multa o ammenda non è ammesso ricorso. Pensavo di togliere un po' di carico ai tribunali. Rientravo nella legge, nessun appello possibile, condanna definitiva. La legge resta in vigore 20 giorni perché i giornalisti insorgono. L'80% delle querele si chiude con multa o ammenda. In quel modo, addio giusto processo. Resto il solo giornalista italiano che ci finisce impigliato. Mi tocca pagare non solo 500 euro, ma pure 10.000 stabiliti per la parte civile. Nessuno spreca una parola. Mi hanno pignorato lo stipendio sia per quel che ho scritto, sia per essere stato direttore di testata. La legge dice che si è responsabili in solido, giornalista che scrive, direttore responsabile e editore. Mi hanno pignorato 3 volte lo stipendio e 1 il conto bancario, sia come direttore che come giornalista. In tutti i casi, chi ha vinto è venuto a chiedermi tutta la somma. Non hanno nemmeno provato a chiederla agli editori, le cui società erano vive e vegete. Da lì in poi, cavoli miei. Infatti mi sono dovuto arrangiare, qualcosa molto ho pagato, ho cercato trattative con i vecchi editori e con chi mi aveva querelato, qualcosa poco ho recuperato. Nessuno mi ha dato una mano, per la Federazione Nazionale Stampa il caso non è esistito. Affari miei, non una parola dai presidenti delle 2 Camere, Grasso e Boldrini, ora scandalizzati per le querele ai colleghi dell'Unità. Li capisco, chi è venuto a pignorare lo stipendio solo a me, ignorando qualsiasi altro soggetto solidale, si chiama Nichi Vendola, leader del partito che ha candidato Boldrini. Chi ha fatto la stessa cosa pignorando il mio conto bancario si chiama Giovanna Melandri, già dirigente e ministro di quel PD che ha portato in Senato Grasso. Così va la vita, scrive Franco Bechis su Libero. Intanto l'INPS simula le pensioni, ma i conti sono sbagliati, scrive Sandro Iacometti, sempre su Libero. La busta arancione calcola assegni vicini all'ultimo stipendio per gli attuali quarantenni. Un errore frutto di parametri troppo ottimisti. È la famosa busta arancione per dire al cittadino questo avrai tu di pensione quando andrai in pensione. Simula le pensioni l'INPS, ma i conti sono sbagliati, tanto per rimanere nel mainstream italico. A pagina 3 invece l'articolo di Francesco De Dominicis, sempre su Libero. Il governo non vuole pagare gli scatti pensionistici congelati dalla riforma Fornero-Monti. Il governo pensa di non rimborsare tutti gli adeguamenti bloccati dalla Fornero. Difficile che facciamo causa per 1.500 euro, che facciano causa i pensionati accollandosi i costi dell'avvocato. Ma la consulta risponde, la sentenza è subito applicabile, basta presentare domanda all'INPS, cioè cari pensionati, fate domanda all'INPS, avete diritto immediato alla restituzione, dice la Corte Costituzionale. Nel frattempo, sempre su Libero, Fosca Binchercio e Franco Bechis racconta di Matteo Renzi che ha un'altra priorità, subito le nozze gay per calmare la sinistra. Le casse piangono e il rottamatore in vista delle elezioni amministrative rilancia una vecchia battaglia. Unica condizione dovrà essere a costo zero. Si parla anche delle adozioni per gli omosessuali. A pagina 5 invece di Libero c'è una lunga intervista di Barbara Romano al braccio destro di Matteo Renzi, uno dei bracci destri, Lorenzo Guerini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio anche lui, e portavoce del Partito Democratico. Appello a Forza Italia, lancia Guerini. Torni a votare le riforme. Con Forza Italia abbiamo condiviso un percorso. Spero che siano ancora ragionevoli. Quanto alle divisioni nel PD, non le banalizzo, ma evitiamo di drammatizzarle e Civati resta un amico. Circa l'allarme profughi, dice il sottosegretario Guerini, essendo stato sindaco capisco le difficoltà degli amministratori ad affrontare l'emergenza immigrati.
ma si può affrontare tutti insieme. E sempre da Libero, un curioso articolo di Claudio Antonelli sulla questione del Rolex. Finché ce l'ha il figlio di Lupi va tutto bene, quando ce l'ha qualcuno che ha fatto il casino a Milano va meno bene. Ma finché ce l'hanno anche il califfo al-Baghdadi, niente meno, Raúl Castro e Che Guevara, va benissimo. Black Bloc no, Stato islamico sì. L'autogol della Rolex, scrive Antonelli. Dal califfo al-Baghdadi a Castro, gli orologi svizzeri, a Fidel Castro, gli orologi svizzeri sono finiti al polso di tanti dittatori, eppure l'azienda non si era mai indignata. Sempre da Libero poi, un articolo di Dino Bondavalli sulla questione dei profughi, l'emergenza immigrazione, l'Europa prende Renzi per i profughi, scarica barile, scrive Libero, e ci manda pure quelli della Germania. La condivisione secondo Bruxelles, meno richiedenti asilo a Berlino, 10.000 in più all'Italia. E anche la Serracchiani molla il premier. In Friuli, ha detto Serracchiani, non c'è più posto. È la burocrazia lumaca che intasa l'accoglienza, scrive ancora Libero. Anche la Val d'Aosta ha detto non possiamo ospitare nessuno. Caritas e Arci confermano la denuncia di Libero. In molti restano anni nei centri a causa della lentezza delle pratiche per la richiesta d'asilo. 18.000 sono le persone sbarcate sulle coste italiane i primi 3 mesi e mezzo del 2015. 64.600 è il numero di richiedenti asilo in Italia nel 2014, con un aumento del 143% sul 2013. E sempre da Libero, un deputato inglese su 4, oggi si vota in Gran Bretagna, lo decide Maometto. Uno studio rivela il peso politico attuale dei musulmani in Gran Bretagna. In lista c'è anche un ex terrorista e l'ISIS twitta ai suoi: attaccate i seggi elettorali. Oggi urne aperte a Londra. È stato per il 2022 che Michel Houellebecq, nel suo romanzo Sottomissione, ha immaginato un presidente musulmano in Francia, scrive Maurizio Stefanini, ma già in questo 2015 le elezioni nel Regno Unito potrebbero essere decise dal voto musulmano. Da una parte lo Stato islamico ha lanciato un appello a attaccare i seggi elettorali, che le autorità prendono con estrema serietà, vista le centinaia di giovani che per andare a combattere coi tagliagole di al-Baghdadi sono partiti da oltremanica. Dall'altra, Aya Nirzi Ali, femminista, scrittrice di origine somala, il cui ultimo libro si intitola Eretica e spiega perché l'Islam ha bisogno di una riforma adesso, ha scritto un appello sul Times invitando a votare Cameron, perché lo ritiene l'unico in grado di affrontare la minaccia islamista. Ma i musulmani nel Regno Unito sono in tutto 2.800.000, il 4,4% della popolazione, oltre il 5% in Inghilterra, fino al 30% in quartieri periferici di Londra, Birmingham e Bradford. Almeno 1,5 milioni dovrebbe recarsi alle urne. Uno studio stima in 159 su 650 le circoscrizioni dove il voto islamico sarà decisivo, cioè una circoscrizione elettorale su 4 in Gran Bretagna. Un deputato inglese su 4 lo decide Maometto, titola perciò Libero. Che lasciamo con l'ultimo articolo, quello di Brunella Bolloli, sul caos capitale. A Roma Ignazio Marino dà il bonus casa ai Rom e loro mettono i soldi in banca. Nel giorno dello sgombero a Castel Romano, dove sono stati pizzicati 30 ricchi nomadi, la squadra del sindaco annuncia di voler risolvere il problema abitativo degli zingari, scrive Libero. A proposito di zingari, è lecito citare una roba che circola su internet, sui vari social? Non so se è lecito, però ha a che fare con l'Expo. Ed è uno scherzo, diciamo così, che circola su internet. Magari vi è capitato anche di riceverlo, è capitato anche a me. Expo Milano 2015, nel padiglione Rom potete vedere tutte le cose scomparse dagli altri padiglioni. È uno scherzo naturalmente, però qua gli scherzi ormai sono a fior di codice penale, mentre in prima pagina sul Foglio la rubrica di Andrea Marcenaro, l'Andreas Version, che ricorda una cosa: Milena Sutter, anni 13, figlia di Arturo Sutter, sparì alle 17 del 6 maggio 1971 dopo essere uscita da scuola. Milena era attesa a casa, non arrivò mai.
Secondo i medici legali che esaminarono il cadavere, la ragazzina venne uccisa il giorno stesso del rapimento e disseppellita il giorno dopo. Il giorno successivo al sequestro, la famiglia Sutter ricevette una chiamata anonima contenente richiesta di riscatto di 50 milioni. Voce maschile diceva: se volete Milena viva, prima aiuola Corso Italia, poi più nulla. Almeno fino al ritrovamento del cadavere 2 settimane dopo, la famiglia Sutter era pronta a pagare il riscatto. La telefonata venne fatta dal sequestratore mentre Milena era già seppellita in una fossa nei pressi di una piazzola di sosta del Monte Fasce. Successivamente il cadavere venne gettato in mare con addosso 6 piombi da 1 chilo. L'assassino della Genova Bene, detto il biondino della Spider Rossa, venne poi preso. Per quel che vale, cioè niente, mi pare che avesse un Rolex, scrive Andrea Marcenaro nella sua rubrica in prima pagina sul Foglio. A pagina 2 invece c'è l'articolo di Giulio Meotti sul Pen Prize per i sopravvissuti di Charlie Hebdo, un galà blindato per la consegna del premio. Scioccarsi fa parte della democrazia, essere uccisi no. 2 membri sopravvissuti di Charlie Hebdo sono saliti sul palco di Pen Club per una standing ovation nella notte di martedì, chiudendo un dibattito di 10 giorni su libertà di espressione, blasfemia, islamofobia, dibattito iniziato col boicottaggio di 200 scrittori del Pen Club. Accettando il premio, il direttore BR ha rivendicato il diritto illimitato di deridere tutte le religioni, le idee e i sistemi di credenze. Il direttore di Charlie Hebdo, che ha ritirato il premio col critico cinematografico della rivista, ha detto: capisco perfettamente che alcuni fedeli possano restare scioccati da vignette che ritraggono Maometto, Gesù, Mosè, il Papa, ma scioccarsi fa parte del dibattito democratico, essere uccisi no. Grazie. Il galà a $1.250 a coperto, che si è tenuto presso il Museo Americano di Storia Naturale a Manhattan, è la principale raccolta fondi annuale per il Pen Prize. Dopo che 6 scrittori di spicco avevano protestato contro quella che hanno definito Charlie Hebdo una rivista razzista e islamofobica, si erano fatti avanti altri 6 scrittori per sostituirli. Andrew Solomon, presidente del PEN, ha detto che la difesa di persone assassinate per l'esercizio della libertà di espressione è il cuore del PEN Club. Poche persone sono disposte a mettersi in pericolo per garantire la libertà di tutti, per dire cosa pensano. Chi lavora oggi a Charlie Hebdo ha insistito e il premio riflette il loro rifiuto alla limitazione della libertà di espressione tramite la violenza, ha detto Solomon. Dal Foglio vi segnalo però anche l'inserto. A pagina 1 c'è un estratto dal libro Io non posso tacere, un magistrato contro l'agogna giudiziaria, confessioni di un giudice di sinistra. Questo è il titolo del libro che esce per Einaudi, 125 pagine, 16 euro. Scritto dall'ex procuratore capo di Prato Piero Toni, insieme col direttore del Foglio Claudio Cerasa, che l'aveva già intervistato parecchi mesi fa. Ce l'abbiamo ancora qua l'intervista, poi la recuperiamo, perché il procuratore, ormai in pensione sostanzialmente, il procuratore diceva cose molto pesanti su come vanno le cose nelle aule di giustizia, non sempre, ma spesso. La verità, vi giuro, sui giudici di sinistra, così. Il Foglio oggi titola l'estratto dal libro Io non posso tacere, un magistrato contro l'agogna giudiziaria, confessioni di un giudice di sinistra. Questo è il titolo per intero, dove l'ex procuratore di Prato, Piero Toni, dice che la magistratura è politicizzata e non è una provocazione, ma una dura realtà. I responsabili dell'agogna giudiziaria sono spesso nelle procure. Libro e confessioni shock di un magistrato democratico. Quella della apoliticità della magistratura è una pretesa e basta, incompatibile con l'alta politicità di qualsiasi decisione giudiziaria. Ammettiamolo, scrive l'ex procuratore capo di Prato. Se Berlusconi non fosse entrato in politica, non avrebbe ricevuto le attenzioni giudiziarie che ha ricevuto. Il garantismo attiene alla persona, magistratura democratica si interessa invece ai fenomeni, ai determinismi sociologici, alle classi, alle masse. A un tratto, una parte della magistratura ha scelto di perseguire attraverso la via giudiziaria l'applicazione del socialismo reale. Il libro di Piero Toni è uscito il 5 maggio per Einaudi e nasce dopo una chiacchierata fatta dallo stesso ex procuratore capo di Prato con Il Foglio la scorsa estate.
L'ex procuratore capo di Prato ed ex procuratore generale della Procura di Firenze, elogiato da Indro Montanelli sulla prima pagina del Corriere della Sera ai tempi del processo sul mostro di Firenze, racconta in 5 capitoli le ragioni per cui ha scelto di andare in pensione con 2 anni d'anticipo per protestare contro una magistratura troppo politicizzata e una politica succube delle procure. Lo fa raccontando la storia degli intrecci tra politica e magistratura da una posizione anomala, ovvero da magistrato iscritto da una vita a Magistratura Democratica, la corrente di sinistra della magistratura. A pagina 3 invece dell'inserto del Foglio di oggi, Stefano Di Michele si occupa della satira nell'era Renzi. Arrogante, mussoliniano, altezzoso, banale, ma mai davvero attaccato. Perché i vignettisti non sanno sfottere il Premier? Parlano Staino, Vincino e Vauro. Vignettisticamente parlando, Renzi appartiene alla stessa categoria dei Craxi e dei Berlusconi. Dice Giannelli, il disegnatore del Corriere della Sera, Renzi cresce tra i soggetti da disegnare nelle vignette e si avvicina sempre più all'essere preso in giro. A Vincino viene l'orticaria quando sente gli avversari attaccare Renzi al canto ormai banale di Bella Ciao. Il più feroce e antipatizzante di Renzi è Vauro. Mi trasmette prepotenza e arroganza, dice Vauro del Premier. Lasciamo il Foglio e il suo inserto e andiamo al Manifesto. Il Manifesto si occupa, tra le altre cose, del voto in Gran Bretagna. Londra vota e nasconde l'Unione Europea. Oggi le elezioni inglesi, scrive Anna Maria Merlo, ma un fantasma si agita nello scontro politico britannico, il Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Dal Manifesto al secolo XIX di Genova, l'allarme accoglienza in primo piano, la Val d'Aosta non ci sta, niente migranti, e la Liguria invece vede requisiti gli alberghi. L'ipotesi della prefettura di Genova: utilizzare 93 hotel dismessi in regione Liguria. Protesta invece a Borzonasco, gli emigrati dicono rimaniamo a Belpiano, senza soldi non sappiamo dove andare. La protesta di Belpiano potrebbe essere solo l'inizio, dice Don Mario Pieracci, direttore centro di prima accoglienza profughi di Belpiano, Borzonasca, entroterra ligure di Levante. Ieri una trentina di profughi destinata a lasciare il centro perché in possesso del permesso di soggiorno ha bloccato la provinciale 586 per 45 minuti. Protestava perché non voleva abbandonare Belpiano. Non abbiamo soldi, hanno detto i profughi, e non sappiamo dove andare. È stato invece ieri il giorno dell'accoglienza in Liguria, sbarco di 424 migranti salpati dal sud Italia. Nuovi sbarchi in Sardegna, Sicilia e Puglia e gran rifiuto della Val d'Aosta, che per i profughi giunti alla Spezia avrebbe dovuto attivarsi secondo le direttive del Ministero dell'Interno offrendo 79 posti letto. Ma la Val d'Aosta ha detto no, un no irremovibile. Ma sono state anche le ore della spasmodica ricerca di posti letto, scrive il quotidiano genovese. Posti letto che con la rete delle associazioni saturata spinge le prefetture, che il dramma devono gestirlo, a guardare a soluzioni estreme. Quella di Genova, ad esempio, dopo la ricognizione delle strutture pubbliche, caserme ed ex ospedali, la prefettura di Genova è arrivata a ipotizzare l'uso di alberghi inattivi, stilando una lista che ne conta 93 in Liguria. Sempre allo stesso tema è dedicata anche la cronaca locale del quotidiano genovese, i migranti nell'ex manicomio di Quarto, in 70 accolti nell'ospedale, e la prefettura appunto pensa di requisire gli hotel. C'è l'elenco delle strutture fra Arenzano, Camogli, Casarza Ligure, Chiavari, Cogoleto, la città di Genova, Lavagna, Rappallo, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante. L'elenco delle strutture censite dal prefetto, gli hotel dove alloggiare i profughi. Scelti anche 2 alberghi in via 20 settembre. I sindaci chiedono che il governo li rispetti prima di chiedere supporto. L'ultimo scontro fra Toti e Paita, candidati alla presidenza della regione Liguria, è sui rifugiati, scrive il secolo XIX. Il forzista Toti dice la Liguria deve chiudere le porte, l'esponente del PD invece controbatte, speculano sui disperati. Lasciamo anche il quotidiano genovese per dare un'occhiata alla prima pagina di Avvenire, il quotidiano dei vescovi.
Sui migranti si muove il Consiglio delle Nazioni Unite, è il titolo d'apertura. Intanto ancora sbarchi e morti e primi no all'accoglienza. 700 arrivi, preso un baby scafista, la proposta italiana alle Nazioni Unite, interventi mirati, anche militari, per fermare i trafficanti. E poi ancora in primo piano su Avvenire la Siria, il triste primato di 7 milioni e 600 mila sfollati. Nella città martire di Aleppo, migliaia in fuga dai combattimenti. Un rapporto dell'ONU conferma che Aleppo è la città con il più alto numero di sfollati interni al mondo. Sono 7,6 milioni le persone che hanno dovuto abbandonare le loro case. A questo dato vanno aggiunti 4 milioni di siriani costretti a fuggire nei paesi vicini. Ad Aleppo restano solo i più poveri. Nell'ultimo mese più di 3.000 persone hanno abbandonato la città. Non vediamo una luce per il futuro, dice padre Elias Yegishe, interpellato dal Quotidiano Cattolico, che poi si occupa a pagina 3 del voto in Gran Bretagna, ma sembra di essere in Italia, scrive Marco Olivetti. Bipartitismo in crisi e alleanze. È la fine di un mito? La profonda trasformazione del sistema politico britannico. La cultura politica britannica sembra reggere alla fine dei governi monopartitici, ma tra dominio del tatticismo e una campagna di piccolo cabotaggio l'Europa è molto più vicina. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio, Arca Planet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i 30 euro. Arca Planet, i supermercati per animali. Solo da Lidl gusti la freschezza di frutta e verdura e assapori il risparmio oltre il 40%. Da oggi pomodori grappolo a metà prezzo a soli 89 centesimi al chilo e fragole italiane in confezione da 500 grammi a soli 95 centesimi. Solo freschezza e qualità. Solo da Lidl. Non cambiare stile di vita. Cambia supermercato. Lidl. Anch'io. Nel paese del signor Balocco i biscotti sono così buoni che ti mandano in vacanza. Compra 2 confezioni di biscotti. Puoi vincere ogni giorno un buono eDreams da 1.000 euro per andare in vacanza dove vuoi. Regolamento sul sito balocco.it. Fate i buoni. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un saluto da Sammy Varin. Con la bella stagione sono ricominciate con entusiasmo le feste della Lega Nord sul territorio. Per segnalarle a Radio Padania chiamate il numero 02 66 234 422. Dall'8 al 18 maggio è il momento di Dalmen Fest, la mitica festa della Lega Nord che va in scena presso l'area feste in via Stella Alpina a Dalmine, in provincia di Bergamo. Tante serate di ottima cucina, accurato servizio bar, musica, ballo e grandi ospiti politici rigorosamente padani. Vi aspettiamo dall'8 al 18 maggio alla Dalmen Fest di Dalmine, Bergamo. Cercate il gazebo di Radio Padania. Sempre da Avvenire rapidamente, i centri Rom di Roma, tra sprechi e segregazione. A Roma spesi 8 milioni di euro per 242 famiglie, ma quasi tutto va a enti senza bandi pubblici. Un fiume di soldi dei contribuenti spesi dal comune di Roma per lasciare i Rom in uno stato di emarginazione, denuncia Avvenire, condizioni che favoriscono il degrado e la devianza. È la condizione di 242 famiglie Rom, 900 persone, che a Roma vivono in 3 centri di raccolta, più altre 4 strutture ufficialmente a carattere temporaneo. Salatissimo il conto a fine 2014. 8 milioni 53 mila euro, 29,8% in più rispetto al 2013. È la denuncia dell'Associazione 21 luglio nel dossier Centri di Raccolta SPA, presentato ieri in Campidoglio con l'assessore alle politiche sociali danese, il presidente della Commissione diritti umani senatore Luigi Manconi, il consigliere comunale Maggi della lista Marino e il sociologo Tommaso Vitale. Un anno fa l'associazione aveva pubblicato Campi Nomadi SPA, raccontando l'affare da 24 milioni di euro
nel 2013 spesi per i villaggi della solidarietà, i campi sosta comunali, i centri di raccolta, gli sgomberi. Ora il focus è sui 7 centri di raccolta. Lasciamo anche Avvenire e andiamo a dare un'occhiata pure alla prima pagina del Sole 24 Ore. Il quotidiano di Confindustria apre con i tassi in corsa nell'Unione Europea, il BTP italiano al 2%, sale anche l'euro. La Banca Centrale Europea ha autorizzato un aumento di 2 miliardi della liquidità d'emergenza per le banche greche. L'obiettivo è dare più tempo al negoziato politico sul debito greco. Il Parlamento greco intanto ha votato a favore della riassunzione di 13.000 statali. Ieri vertice a Roma tra i ministri Varoufakis e Padoan. Sui mercati i rendimenti dei titoli di Stato della periferia dell'Unione Europea ai massimi dell'anno. I tassi sui BTP salgono al 2%, balzo di euro e petrolio, mentre il presidente di Confindustria, Squinzi, dice che servono nuove regole, radicalmente nuove, nella contrattazione. Bisogna recuperare tempo, produttività, competitività, dice il presidente di Confindustria. Il Jobs Act va nella giusta direzione. Tocca a noi innovare l'organizzazione del lavoro dentro le imprese, perciò servono regole nuove nella contrattazione collettiva, dice il presidente di Confindustria. Sul Jobs Act però si sofferma anche Michele Tiraboschi su Panorama, che esce stamani, Panorama che in copertina si occupa dell'Expo di Milano, ma che si occupa anche di una meraviglia bergamasca. L'Accademia Carrara che riapre dopo tanti anni, dopo 7 anni di restauri, un'accademia dove ci sono opere pittoriche straordinariamente meravigliose, 600 capolavori e un allestimento senza errori all'Accademia Carrara di Bergamo, oggetto dell'articolo a pagina 48 di Panorama. Panorama che si occupa anche in primo piano della legge elettorale, l'Italicum, sarà meglio chiamarlo Renziunicum. Il Premier ha vinto e ora si ritrova un sistema elettorale tagliato a misura delle sue peggiori ambizioni, scrive David Allegranti. Adesso il suo strapotere ha pochi contraltari e ancor meno oppositori. E poi c'è la questione del Jobs Act, affrontato dal docente di diritto del lavoro all'Università di Modena e Reggio Emilia e coordinatore del centro studi ADAPT, nonché allievo di Marco Biagi, il professor Michele Tiraboschi. Lo spot costoso che non crea lavoro. In un anno le misure per l'occupazione di Matteo Renzi hanno generato solo 30.000 nuovi posti e costeranno 15 miliardi allo Stato. Il rischio è che incidano sulla realtà quanto un tweet. 13% in marzo il tasso di disoccupazione è salito di 0,2 punti. E sempre dal settimanale Panorama, anche qui c'è una chiacchierata, stavolta di Maurizio Tortorella, con il già citato procuratore Piero Toni, ex procuratore. L'ex procuratore che disse basta con la gogna. Piero Toni, per 45 anni magistrato dichiaratamente di sinistra magistratura democratica, lancia un duro j'accuse contro gli eccessi nella carcerazione e nelle intercettazioni, scagliandosi, in nome del garantismo, contro i legami tra pubblici ministeri e giornalisti, che è la chiave di volta poi per il discorso del ruolo dei media. I giornalisti che dipendono o sono in intimi rapporti con le procure, come fanno a essere oggettivi? Non si può più tacere, dice il procuratore Toni, non ce la facevo più, non potevo andare avanti in un mondo surreale, dove ogni giorno vedevo cose che non avrei mai voluto vedere. Nel luglio 2014 ho preferito andarmene a 73 anni con 2 d'anticipo sulla pensione e ora lancio questo trick e tracche, un mortaretto in piccionaia, dice Piero Toni, che sorride ma non in modo rassicurante, scrive Panorama. Per 45 anni magistrato, da ultimo procuratore della Repubblica a Prato, Toni ha pubblicato il libro Io non posso tacere. E non è un mortaretto, è una bomba atomica, scrive Maurizio Tortorella su Panorama. In nome di un ineccepibile garantismo, il libro devasta e annienta tutte le parole d'ordine del populismo giudiziario. È tanto più potente la bomba in quanto a lanciarla è un autorevolissimo ex procuratore che per di più è stato a volte definito uomo di sinistra estrema, uno che nei primi anni '80 si è iscritto a Magistratura Democratica e non è più uscito. Qualche frase del libro?
È ovvio che molti magistrati giochino spesso coi giornalisti amici per amplificare gli effetti del processo. Purtroppo, quando un PM è politicizzato, può utilizzare questo strumento in maniera anomala. Funziona così. E poi ancora, con la legge Severino, scrive Toni, la politica ha delegato all'autorità giudiziaria il compito anche retroattivo di decidere chi è candidabile e chi no a un'elezione. L'obbligatorietà dell'azione penale è una simpatica barzelletta, scrive ancora Toni. Spesso si sceglie di mandare in gattabuia qualcuno, evitando altre misure cautelari, per far sì che paghi comunque e a prescindere, scrive ancora l'ex procuratore capo. Il libro è intenzionalmente provocatorio, racconta Piero Toni al settimanale Panorama, perché vorrei sollecitare la discussione su una situazione che con tanti altri ritengo insostenibile, ma di cui si parla solo in certe paraconventicole. Nei miei 45 anni di magistrato ho visto una giustizia che è andata sempre più peggiorando. Mi riferisco ai frequenti eccessi di custodia cautelare, ai rapporti troppo familiari tra pubblici ministeri e mass media e alla conseguente gogna sempre più diffusa e intollerabile. Amo troppo la magistratura per aver paura di rischiare. Poi qualcuno deve pur dirlo che non è accettabile quella parte di giustizia che opera disinvoltamente rinvii di anni, che spiffera ai 420 le intercettazioni, che pubblica atti e carte in barba ai divieti, che lancia inchieste fini a se stesse, che partono in quarta per poi sgonfiarsi, che anticipa le pene con misure cautelari, arresti, mediatizzate. Toni scrive che le correnti sono come i partiti, nel CSM si fa carriera per meriti politici. È proprio così, ribadisce a Panorama. Le correnti oggi non sono lontane dalla compromissione politica. Sarebbe meglio che i membri togati del CSM fossero scelti per sorteggio. Qui ormai si fa carriera quasi solo con l'appartenenza, con criteri di parte. Non riesco a criticare chi sostiene che con una magistratura così esista il rischio che le sentenze abbiano venatura politica. È un dramma. Negarlo sarebbe follia. Così inizia e poi prosegue l'intervista di Panorama. Detto questo, adesso torniamo brevemente al primo piano del Corriere della Sera, tutto dedicato sostanzialmente all'intervista alla ministra Boschi. La nostra maggioranza è schiacciante, dice la ministra delle riforme a Marco Galluzzo che la intervista, ma la riforma del Senato non è blindata. Il conflitto di interessi andrà in aula a giugno. Il PD si è allargato, ma non fa misure di destra. L'elezione in diretta dei senatori, siamo aperti al confronto. Un'ipotesi è il modello tedesco del Bundesrat, anche se ci sono i numeri per votare il testo della Camera. La base, anche quella storica, sta con noi nel PD e ci invita a non mollare, dice la ministra Boschi. Oggi c'è un progetto di cambiamento del paese che solo il PD può affrontare. Non vogliamo una scissione. La stessa minoranza non la vuole, non la vogliono gli italiani che non sentono il bisogno di nuovi piccoli partiti. Dice la 34enne ministra delle riforme costituzionali e dei rapporti col Parlamento. Intanto c'è la firma di Mattarella sulla nuova legge elettorale. Secondo il presidente emerito, naturalmente, della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, il testo rispetta la consulta grazie alle liste corte e ai limiti al premio per chi vince. Lascia Civati, ma secondo il PD non è preoccupante. Anche Fassina pensa all'addio. Il Corriere intervista Pippo Civati. Bersani è troppo garbato, dice Civati. Cooperlo sbaglia strada, io dialogo con Landini, ci saranno altri movimenti. La mia credibilità si stava offuscando, racconta Civati. L'accusa di non aver coraggio stava diventando insostenibile. Non ho tradito, è Renzi che non ha rispettato il programma col quale siamo stati eletti. Sempre poi sul primo piano del Corriere della Sera c'è anche un'altra intervista, quella a Renato Soru, 57enne, imprenditore, ha guidato la regione Sardegna dal 2004 al 2009 per il PD, nel 2008 ha acquistato il quotidiano L'Unità. Mi spiace per Concita De Gregorio, ma sull'Unità ho perso tanto, sono anch'io parte lesa, dice Soru. Ci ho rimesso fino all'ultimo euro. Sono solidale, non sapevo di questa storia, cioè del pignoramento dei conti dell'ex direttora dell'Unità. L'ho scoperto martedì su Twitter, dice Soru.
Mentre ci sono state risse durante la seduta Fiume per l'approvazione dell'Italicum, sospesi 66 deputati, 649 giorni di squalifiche per il caos sulle riforme, il Movimento 5 Stelle in rivolta, Sibiglia ha il record di sanzioni, urlava serva al presidente di turno Marina Sereni del PD. Le sanzioni hanno colpito anche Sell e poi Paolo Grimoldi, Cristian Invernizzi, Stefano Allasia per la Lega Nord, scrive il Corriere della Sera, mentre Berlusconi vuole il tavolo con gli alleati. E poi c'è la questione dei rimborsi dopo la sentenza sulle pensioni, scoppia il caos, la Corte Costituzionale ha detto che si applica, punto e basta, non servono i ricorsi. Però ci sono le ipotesi, la restituzione per i redditi fino a 3.000 euro, gli adeguamenti a partire da 1.500 euro. Ricorda però Daniele Manca sul Corriere della Sera che ci sono 5 milioni e mezzo di pensionati su un totale di 18 che nel 2012, anno della prima attuazione del blocco della rivalutazione, percepivano da 1.217 euro netti in su, 3 volte il minimo. Sono questi cittadini a essere interessati dalla sentenza. Una larghissima fetta di popolazione che non può rimanere in balia delle indiscrezioni o delle mezze verità. C'è un'intervista anche ad Alberto Brambilla, già sottosegretario leghista al welfare con il ministro Maroni, presidente di Itinerari Previdenziali, ex presidente del nucleo di valutazione sulle pensioni al Ministero del Lavoro. Sarebbe iniquo decidere a chi sì e a chi no, dice Brambilla, e i fondi si possono trovare. Vogliamo tagliare ancora il potere d'acquisto a un pensionato ex dirigente per un errore di Mario Monti? Sulla pensione la politica ha fatto abbastanza pasticci, per esempio aumentando le tasse sulle casse privatizzate e sui fondi pensione. Spero che adesso non ne faccia altri, adempiendo come si deve alla sentenza della Corte Costituzionale, dice Brambilla. Sento dire strane cose, tipo che non si dovrebbero rimborsare i pensionati con assegno più alto. Sarebbe un errore. Vogliamo continuare a penalizzare queste persone che hanno versato alti contributi per tutta la vita e premiare milioni di pensionati al minimo che anche se hanno un assegno basso hanno versato meno di 15 anni di contributi o non ne hanno versati affatto? Restituire tutto a tutti costerebbe tanto. Mi rendo conto che si tratta di una forte spesa, dice Brambilla, ma escludere dal rimborso, per esempio, un ex dirigente d'azienda andato in pensione nel 2000 vorrebbe dire penalizzare di nuovo la stessa persona, che prende di pensione la metà di quanto prendeva di stipendio, a causa del meccanismo di calcolo retributivo che sopra i 44.000 euro vedeva scendere drasticamente il coefficiente di rendimento. Poi da pensionato ha subito contributi di solidarietà, deindicizzazioni precedenti, paga pesanti addizionali IRPEF, regionali e comunali, a differenza dei pensionati al minimo. Vogliamo tagliargli ancora il potere d'acquisto per un errore del governo Monti? E ancora dal Corriere della Sera, pagina degli esteri, il Regno Unito al voto tra il bullo e la Scott-Weiler. La Scott-Weiler è Nicola Sturgeon, Scottish National Party. Le sorti del premier uscente David Cameron e del leader laburista Ed Miliband nelle mani del bullo e di Scott-Weiler. Sono i nomignoli affibbiati dai giornali a Nigel Farage, del partito degli indipendentisti britannici, e a Nicola Sturgeon dello Scottish National Party. Una cui deputata di origini liguri è intervistata dal Corriere della Sera, Linda Fabiani, pronti a portare Miliband, cioè il partito laburista, fino a Downing Street, dice lo Scottish National Party. A pagina 17 invece del Corriere della Sera c'è la storia del sindaco di Béziers in Francia, Robert Ménard, francese di origini algerine, fondatore di Reporters Sans Frontières. Da sindaco adesso scheda i bimbi musulmani. Il 64,5% degli allievi a Béziers è musulmano, secondo il sindaco di destra della città del sud della Francia, Robert Ménard. Come fa a saperlo? Sono le cifre del municipio che dirigo, ha detto Ménard in TV. Mi spiace, ma il sindaco ha i nomi, classe per classe, dei bambini. So che non si può, ma lo faccio lo stesso. Un'affermazione che può costare cara al fondatore di Reporters Sans Frontières, entrato in politica vicino al Front National di Marine Le Pen. Schedare i cittadini su base etnico-confessionale in Francia è illegale dal 1978 e può portare a una condanna di 5 anni di carcere o 300.000 euro di multa.
Ma prima delle conseguenze penali, Ménard ha da temere una possibile destituzione dalla carica di sindaco. Ieri è stato interrogato per un'ora dal commissariato di Montpellier e sta tentando una complicata marcia indietro. Nato a Orano 61 anni fa, nostalgico dell'Algeria francese come di un paradiso perduto, Ménard sostiene che a Béziers, 72.000 abitanti, gli immigrati, quasi tutti dal Nord Africa, sono troppi e l'integrazione è impossibile. Da sindaco ha prodotto in più occasioni la cifra di 2/3 di bambini di origine islamica. I nomi di battesimo indicano l'origine, ha detto il sindaco. La discussione sul divieto di statistiche etniche anima la Francia da 20 anni, scrive Stefano Montefiori sul Corriere. E sempre dal Corriere, la questione delle richieste di asilo arretrate in Italia e del caos dell'accoglienza, esaminata solo una domanda su 2, 40.000 migranti sono ancora in attesa nei centri. E infine, sempre dal Corriere della Sera, l'intervista al questore di Milano Luigi Savina sull'Expo e sul 1° maggio. Perché non abbiamo attaccato i Black Bloc? La scelta fatta durante il corteo, dice il questore di Milano, per tutelare gli altri manifestanti. Attorno ai violenti c'era indifferenza, chi sfila pacificamente dovrebbe andarsene. Isolare i vandali. Mentre dopo mesi Elena riesce a parlare, il pirata finisce in cella a Pavia ai genitori della consigliera del Partito Democratico che era stata investita da un clandestino. Si cerca un altro 18enne russo. La sera del 12 novembre un'auto con a bordo 2 persone investe e trascina per 700 metri a Pavia Elena Madama, 26 anni, consigliera del PD, da allora ricoverata in ospedale. Martedì la polizia ha fermato a Piacenza uno dei 2 uomini, un moldavo 27enne. Sarebbe stato lui al volante della Opel rubata che ha investito la donna. Identificato anche il secondo pirata, giovane russo 18enne, tuttora ricercato. E chiudiamo dal Corriere della Sera con un'ultima segnalazione dalla pagina economica. L'Europa prova a rilanciare sulla tutela dei marchi, proponendo di scongelare in parte il pacchetto sul Made in per tutelare l'origine dei prodotti. Puntiamo sul tessile, le calzature e le ceramiche, dice l'eurodeputato di Forza Italia Tajani. Decisione dei ministri attesa a fine mese, staremo a vedere. Mentre torniamo brevissimamente anche a Repubblica che si occupa anch'essa naturalmente delle pensioni e della Corte Costituzionale, che frena il governo e dice la sentenza è applicabilissima, ma Repubblica a pagina 10 si occupa anche della questione di Forza Italia. Berlusconi vuole lanciare il Partito Repubblicano, gli alleati lo stoppano. Con un'intervista di Repubblica, Rodolfo Sala a Roberto Maroni, lista unica se si chiama Lega Italia, è il titolo dell'intervista. Noi non ci staremo mai. Silvio Berlusconi ha commesso un peccato mortale di superbia, dice il presidente della Lombardia Maroni a Repubblica. Berlusconi pensa di risolvere la questione Lega facendo gli interessi suoi. Sbaglia, vincerà comunque Renzi, oggi, domani e per i prossimi 5 anni. Col progetto di un'unica grande formazione, Berlusconi cerca di attuare una strategia di riduzione del danno rispetto all'Italicum, una legge che Silvio ha contribuito a redigere, tant'è che al Senato i suoi l'hanno votata, dice Maroni. Ora si è accorto che per gli avversari di Renzi questa è una sciagura e corre ai ripari immaginando una lista unica del centrodestra. Non funziona. La Lega è partito identitario, l'appartenenza viene prima della convenienza. Chiederci di rinunciare al simbolo è come chiedere a un interista di diventare milanista. In ogni caso la proposta Berlusconi è fuori tempo massimo. Renzi è stato astuto, spregiudicato, bravo. Col beneplacito iniziale di Silvio ha fatto approvare al Parlamento una legge elettorale che è una pistola non solo contro la minoranza del PD, ma contro tutta l'opposizione. Ha rischiato perfino di rompere il suo partito, ma l'Italicum è passato. E ora ha una polizza che gli consentirà di vincere a mani basse quando vuole. Nessuna possibilità di riunire in una lista le forze del centrodestra? C'è una possibilità sola, dice Maroni, parlo a titolo personale, lo dico quasi per gioco, ma noi ci potremmo stare solo se la lista unica di centrodestra si chiamasse Lega Italia. Difficile che Silvio accetti, ma noi al simbolo non possiamo rinunciare.
Con Silvio c'è un altro problema, dice ancora Maroni. Deve capire che è arrivato il momento di passare la mano, che con Renzi lui non può competere. Convochi gli stati generali di centrodestra e investa su una nuova leadership. Sia lui a guidare e non a subire la successione. Il no a Berlusconi avrebbe conseguenze in Lombardia? Non penso, dice e conclude Maroni. In regione la maggioranza è solida e comprende tutto il vecchio centrodestra. Io lavoro perché questa coalizione si consolidi e vinca l'anno prossimo a Milano. Se prevarranno gli altri, per noi governare diventerà complicatissimo. Così Maroni a Repubblica. Intanto, sempre da Repubblica, altra intervista a Vincenzo De Luca, candidato governatore del PD in Campania, che respinge le accuse sulle sue liste. C'è dentro di tutto, da destra a gente in odor di camorra, tutto quanto. Non è che ogni cosentiniano sia un delinquente. Seguo la linea di Renzi, dice De Luca, non temo i voti di destra, non sono mica tutti camorristi. De Mita è un accordo in extremis. Passione fascista per il tizio che da Storace è passato a De Luca in Campania. Beh, più che un fascista, dice De Luca, ha la passione della storia del fascismo e nega di aver detto parole intollerabili sui gay. I gay mi fanno schifo, avrebbe detto questo signore candidato con De Luca in Campania, secondo ciò che riportò Repubblica l'altro giorno. Ho 500 candidati, dice De Luca, eventuali scelte non rispondenti a rigorosi criteri non troveranno la mia condivisione. E con questo lasciamo anche Repubblica, segnalando peraltro l'articolo di Robert Harris a pagina 19 sulle elezioni in Gran Bretagna. Cool Britannia, addio, così la crisi economica ha cambiato il volto di un paese che era ottimista e non lo è più, scrive Robert Harris, uno dei più popolari scrittori inglesi. E sempre da Repubblica vale la pena anche citare un'altra intervista di Anais Ginori da Parigi alla sorella del premier francese Valls, ex tossicodipendente, dalla droga alla vita, la mia storia, in un diario, la rinascita della sorella del premier, Giovanna Walsh, che ha lottato contro la dipendenza con mio fratello, dice sempre vicino, sono qui anche grazie a lui. Mentre Emilio Fede, qui concludiamo con la cronaca spiccia, diciamo così, Emilio Fede, noto direttore del TG4, oggi 83enne, avrebbe arruolato dei pregiudicati per vendicarsi, per essere stato fatto fuori dalla direzione del TG4. Rischia adesso il processo per tentata estorsione e minacce alla sua azienda Mediaset, con fotomontaggi scabrosi di un dirigente Mediaset e poi il tentativo di screditare Fedele Confalonieri. Con questo noi abbiamo concluso la rassegna stampa, ma ci permettiamo adesso un consiglio per chi stasera è a Milano o ha voglia di venire a Milano e di ascoltare musica. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny. Di Milano in via San Martini, nei pressi della stazione centrale. Ne parliamo con uno dei componenti del gruppo dei Black Shop, che mi fa piacere ospitare, perché è un gruppo appunto di milanesi che si sono messi a suonare, e suonare è una bella cosa, specialmente di questi tempi. Mi piacerebbe farlo anche a me, al posto di leggere tante notizie sui giornali molto spesso, a parte che non ne sono all'altezza, ma comunque ogni tanto ascoltare un po' di musica fa bene, specialmente se si tratta in parte anche di standard e di pezzi come quello che abbiamo sentito prima, Sunny, che molti avranno riconosciuto. Ne parliamo stamani brevemente di questo appuntamento di stasera con uno dei componenti del gruppo, il bassista Mauro Riva. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giulio.
Allora, com'è che nasce questa avventura qua? Intanto io ho detto che stasera c'è un appuntamento a Milano, via San Martini, al Tunnel Club, aperto a tutti quelli che vogliono naturalmente venire, ma si tratta anche di un concorso, se non sbaglio, no? Sì, è un concorso internazionale a cui partecipano 34 nazioni con 13.000 concerti e più di 50.000 band iscritte. La finale si terrà poi in Germania alla Taubertal Open Air ad agosto. E diciamo questa esperienza abbiamo voluto così provare ad affrontarla su consiglio della nostra cantante che ha organizzato tutto, e ci siamo trovati appunto in questa avventura, ci siamo immersi in questa avventura in maniera così, cercheremo di essere il più performanti possibile e questo è quello che sta succedendo. È un concorso importante, no? Su scala europea. Assolutamente, su scala mondiale, sì. Mondiale, non solo a livello, europea. sì, la finale è in Germania, però il concorso arriveranno band iscritte un po' in tutto il mondo. Quindi chi ha voglia di ascoltare questo tipo di musica, rock, blues, soul, se mi permetti, no? Ma Esatto, più o meno, esatto. E chi ha voglia anche di dare la propria preferenza, quindi di votare, perché è un concorso, può essere stasera ospite, partecipe al Tunnel Club in via San Martini a Milano. Com'è che nasce questo gruppo, Mauro? Ma siamo un gruppo di amici che circa 4 anni fa abbiamo iniziato per gioco, per divertimento, a incontrarci. Eravamo in 3 inizialmente, 2 chitarre e un sassofono, poi altri amici si sono aggiunti e siamo arrivati ad essere una band abbastanza, diciamo, completa, con 8 elementi. Anche i fiati. 2 fiati, sì, tromba e sassofono, basso, batteria, voce, che spesso imbraccia la chitarra acustica, la tastiera con il pianoforte col sintetizzatore. Insomma, un gruppone. È un gruppone, sì, sì. È un gruppone che non solo fa gli standard o canzoni note, diciamo, fate anche composizioni vostre. Assolutamente, sì. Ci sono dei pezzi originali. Il festival in realtà, se si dovesse arrivare alla finale, chiede di proporre dei pezzi originali, e la cantante, che è una bravissima scrittrice e compositrice, ci ha permesso di eseguire brani scritti da lei, e quindi insomma l'obiettivo è un po' quello di cercare di superare questa fase per vedere cosa succede. Allora, io stasera me ne strafrego della sveglia di domani mattina alle 5 e vado al Tunnel a sentire un po' di musica e anche a votare, per cui chi volesse ci si trova lì stasera, si ascolta un po' di buona musica, perché buona è, secondo me, e magari si dà anche una mano a un gruppo di gente che, insomma, dal divertimento è nata una bella cosa, e quindi merita di essere supportata questa band milanese. Io ringrazio Mauro Riva e adesso ci congediamo con un altro pezzo standard, si potrebbe dire, Crawling Up the Hill di John Mayall, un altro nome famoso nella storia del blues. No, lo mandiamo subito, 10 secondi, e poi abbiamo la pubblicità. Grazie a Mauro. voi. Grazie a voi, vi aspettiamo, vi faremo divertire. Grazie. Stasera Tunnel Club, via San Martini 30, Milano.